Buon pomeriggio e grazie a tutti quelli che sono intervenuti. Io dico solo due parole di presentazione e poi lascio la parola, anzi il posto, a Massimo Bacigalupo che presiederà questo pomeriggio conradiano, come mi piace chiamarlo. Qualche settimana fa vi ricorderete, in questa sede abbiamo commemorato, ecco, il centenario della morte di Franz Kafka. Ma il 1924 è stato anche l'anno della morte di Joseph Conrad, un autore che in Italia ancora oggi è presentato soprattutto almeno presso il largo pubblico, come uno scrittore di racconti e romanzi marinareschi, avventurosi, cosa che di cui si è sempre risentito, autore di uno di quei tipo di narrativa che una volta veniva fatta leggere agli adolescenti, come appunto è capitato nel mio caso. Molto diverso invece è la ricezione oggi di Conrad nei paesi di lingua inglese, dove è ormai entrato nel canone ed è ritenuto unanimemente uno dei più grandi scrittori dell'ultimo secolo e mezzo. E lo dimostra la quantità enorme, difficilmente controllabile, oserei dire impossibile ormai da controllare, di saggi e volumi che sono usciti a partire dagli anni 40-50 del Novecento e che continuano a uscire su di lui e sulla sua opera. Ho contato che soltanto nell'anno in corso 2024 ci avviamo a una decina di volumi nuovi sull'opera di Conrad. Potete immaginare se sono una decina i volumi, quanti sono i saggi che usciranno nel corso di quest'anno. Devo dire ehm, una industria accademica, effettivamente, una vera e propria industria accademica, non di rado pletorica, talvolta anche fuori dalle righe, che però testimonia, insieme alle numerosissime edizioni e riedizioni delle opere di Conrad in tutte le lingue del mondo, come oggi il nome e l'opera di Conrad risuonino ancora appunto in giro per il mondo. E quindi mi è parso opportuno che una piccola eco di questa voce che risuona nel mondo risuonasse anche in questa sede. Um, e quindi a questo punto io mi fermo. Massimo Bacigalupo presiederà la giornata e poi ci saranno i quattro interventi, a incominciare con quello del professor Fausto Ciompi, che è dell'Università di Pisa, e a seguire gli altri, come l'avete visto, sulla locandina. A questo punto basta, passo la parola. Grazie. Bene, grazie a Giuseppe Sertori, che è il nostro accademico, di aver pensato di organizzare questa giornata invitando tre studiosi di fuori Genova e lui stesso, che è uno studioso di Conrad da molti anni, e offrendoci uno dei quattro contributi che ascolteremo questo pomeriggio. Conrad ha anche delle relazioni con Genova, avendo scritto un romanzo che è ambientato più o meno a Strada Nuova, nel porto, un romanzo misterioso che è anche, se ben ricordo, il suo ultimo. E poi l'altro, c'è anche un altro rapporto con Genova, il fatto che la nave su cui, che è ricordata nel titolo di uno dei suoi lavori più studiati, cioè il Narcissus, è una nave che poi ha viaggiato sotto la bandiera di Camogli, e a Camogli nel museo c'è ancora la bussola del Narcissus e c'è anche un ex voto o un quadro del Narcissus. Ma oggi tratteremo, come ci è stato detto, si tratterà o ascolteremo dei contributi proprio su Conrad, scrittore, sì. Non un marinaio che scrive, ma uno scrittore che è stato anche marinaio. Il primo relatore è Fausto Ciompi, che invito a raggiungerci. Fausto Ciompi è professore ordinario all'Università di letteratura inglese all'Università di Pisa e a Conrad ha dedicato un volume intitolato Conrad, Nichilismo e Alterità, Nichilismo e Alterità, 2012.
E ha scritto anche, esiste una serie in Inghilterra di volumi dedicati alla fortuna degli importanti scrittori nei vari paesi europei e extraeuropei, e Ciompi ha scritto proprio il contributo sulla ricezione critica di Conrad in Italia. Questo è un libro che è uscito nel 2022, perché appunto in Italia Conrad ha avuto in realtà anche molti cultori appassionati, oltre che studiosi. E recentemente Ciompi si è occupato, è tornato ad occuparsi di poesia inglese, che è uno dei suoi argomenti, dei suoi oggetti di studio, con una biografia intellettuale di T.S. Eliot, 2024, che si chiama Il sangue e l'inchiostro. Anni fa aveva pubblicato uno studio molto utile sulla poesia inglese del dopoguerra. E Fausto Ciompi appunto ritorna su una parola che c'era già nel titolo del suo libro, cioè Conrad e l'alterità. Benvenuto, grazie di essere venuto da Pisa, a Fausto Ciompi. Grazie Massimo, grazie a Giuseppe per l'invito, è veramente un privilegio essere qui a Genova a parlare di Conrad in casa di Giuseppe Sertoli, che non è un corradiano, è il corradiano per eccellenza, è un punto di riferimento degli studi corradiani, è stato ed è tuttora un punto di riferimento imprescindibile per gli studi corradiani, non soltanto italiani. Per cui venire a parlare di Conrad qui a Genova è un po', dicono gli inglesi, come portare il carbone a Newcastle, no? Si sa già tutto, è inutile, però ormai ci siamo e parliamo. Dunque, la mia prima slide, le mie prime due slide sono molto didascaliche, molto scolastiche, un reminder, un promemoria per quanti non hanno familiarità con la biografia di Conrad. Secondo molti biografi, a partire dall'americano Frederick Carl, Conrad avrebbe vissuto three lives, tre vite, no? La prima vita come, per così dire, la prima parte della sua biografia, o la prima vita come suddito della Ucraina polacca, perché nasce, come vedete dalla stellina qui nella diapositiva, a 200 km da Kiev, sotto la dominazione russa. Poi a 16 anni emigra, forse per sfuggire alla naia, perché doveva essere coscritto nell'esercito russo. Fai, come tutti sanno, il marinaio, e finalmente nel 1894 si stabilisce in Inghilterra e comincia la sua carriera, la sua terza vita di scrittore. La seconda slide invece riproduce molto schematicamente un vecchio schema didattico che ha funzionato per anni per schematizzare la produzione di Conrad. Secondo questo vecchio schema, rivedibile, rivisto, discutibile, discusso, ma insomma ancora con una qualche utilità didattica, Conrad avrebbe attraversato tre fasi, per così dire. Gli inizi, poi una major phase, una fase maggiore in cui avrebbe prodotto la maggior parte dei suoi capolavori, e poi una fase finale, secondo alcuni a cominciare da Virginia Woolf, di declino, perché non scriverebbe più così bene, non scriverebbe più dei bei racconti, dei bei romanzi come nelle fasi precedenti. Secondo quel critico che ho indicato lì, Thomas Mosher, un americano, perché comincia a parlare delle donne, che non conosce molto bene, non conosce bene, secondo questa tesi oggi un pochino fa un po' sorridere, ma insomma è andata avanti per molto tempo, l'uncongenial subject, no? L'argomento non congeniale. Allora, non è capace di scrivere queste cose, non capisce le donne, ha vissuto sempre in ambienti omosociali e quindi ne deriva, ma insomma le cose naturalmente sono molto più complesse. Edward Said scrisse il celebre critico palestinese, scrisse la sua tesi di dottorato su Conrad e si chiamava The Fiction of Autobiography. In effetti la prima parte della narrativa conradiana è in larga parte autobiografica, attinge largamente alle esperienze dirette. Dopodiché, a partire praticamente dal Nostromo, lui dice I did away with retrospect, no? Ho smesso di parlare di cose che riguardano la mia esperienza, la memoria. E la trilogia politica, 1904, 1907, 1911, vedete alcuni dei suoi capolavori, cambiano setting, cambiano componente di stile, e Conrad diventa uno scrittore completamente diverso, parla di Londra, parla di setting immaginari del Sud America, è uno scrittore completamente diverso. Allora, queste sono due slide semplicemente introduttive, il mio intervento invece
verte. Ah, grazie, sì. Il mio intervento invece verte sul concetto di alterità. Parlerò del concetto di alterità da 3 punti di vista: linguistico, letterario e assiologico, se preferite culturale e filosofico. Linguistico perché Conrad è un autore non inglese che scrive in inglese, e questa è una curiosità, quindi un'alterità linguistica. Il secondo punto di vista letterario perché Conrad è effettivamente uno scrittore diverso, alter, rispetto a una buona quantità, diciamo non soltanto al mainstream ma anche alla letteratura alta del coeva. E poi un'alterità culturale e filosofica perché a mio avviso anche qui Conrad ha una sua specificità. Cominciamo con l'alterità linguistica. Conrad era perfettamente consapevole della propria alterità rispetto alla tradizione linguistico-culturale dell'Inghilterra. In una lettera del dicembre 1903 si definisce, per esempio, una lettera celebre, homo duplex, uomo doppio. Si riconosce cioè al contempo polacco e inglese, marinaio e scrittore, doppio, uomo d'azione e di pensiero. Si riconosce pensatore profondamente scettico, ma non abbandonerà mai un doppio fondo, uno sfondo donchisciottesco, di idealismo donchisciottesco. Come esule, per di più in Inghilterra, si ritrova distante, altro, sia rispetto al paese che ha abbandonato, la Polonia, sia al paese che lo ha accolto, l'Inghilterra. Questa alterità di Conrad è stata identificata inizialmente da molti critici, compresi da noi Emilio Cecchi e Mario Prazzi. Emilio Cecchi è stato responsabile della prima recensione conradiana autorevole nel nostro paese. È stata identificata questa alterità con il concetto di slavismo. Conrad è stato definito una specie di Dostoevskij dei mari all'inizio, no? Dostoevskij perché sì, ci sono le ambientazioni esotiche, ma tutti, anche i lettori, insomma, lettori non proprio ingenui, si accorgevano che non si trattava di Salgari o di Marryat. Erano avventure, ma avventure dell'anima, di qui queste definizioni originali. Ma in realtà intanto bisogna precisare che Conrad non amava affatto Dostoevskij, non amava in genere gli scrittori russi. Dai romanzi di Dostoevskij, scrive in una lettera, emana un fetore insopportabile. E il suo antirussismo era dovuto essenzialmente a motivi politici. La Russia zarista dominava quella che era stata la Polonia. E i suoi genitori, i genitori di Conrad, erano degli indipendentisti, dei ferventi indipendentisti che furono anche deportati a causa di questa fede politica. Ma il paragone con Dostoevskij, al di là delle parole di Conrad, effettivamente regge. Ci sono dei romanzi conradiani come Sotto gli occhi dell'Occidente, Under Western Eyes, dove l'influenza è evidente. Un romanziere russo per cui Conrad ebbe effettivamente parole di stima, quasi il solo, era invece Turgenev, autore di Padri e Figli. Turgenev era il meno slavo degli scrittori slavi, ma soprattutto, come Conrad, era un grande maestro di stile. A Conrad piaceva questo tipo di scrittori. Tornando a Dostoevskij, non è che gli dispiacesse la postura spiritualista o lo psicologismo anche morboso, no? Di Dostoevskij, ma era appunto soprattutto un pregiudizio, un'avversione di tipo politico. Dostoevskij del resto, lui stesso, se vogliamo, è il più grande degli scrittori che scrivono male. Dostoevskij scrive male. È il più grande forse degli scrittori che scrivono male. Lo stesso Dostoevskij dice da qualche parte, quando sta scrivendo Delitto e Castigo, scrivo dappertutto, mangiando, bevendo e perfino mentre parlo con gli altri. Cioè, era un fiume in piena, scriveva come gli veniva. E si rammaricava che il suo modus operandi producesse, dice ancora Dostoevskij, testi senza misura e armonia. I modelli letterari di Conrad invece erano i maestri di stile, soprattutto francesi, no? Maupassant e soprattutto Flaubert. Come Flaubert, Conrad era ossessionato dalla ricerca della parola giusta. Come diceva un collaboratore di Conrad, Ford Madox Ford, e lo cito, Conrad ci metteva un giorno per trovare le mots juste,
poi la uccideva. Trovava la parola e poi la uccideva. Un po' come Oscar Wilde, no? Che diceva: oggi ho corretto le bozze, stamani ho aggiunto una virgola, nel pomeriggio l'ho tolta. Conrad era un po' di questo tipo, uno scrittore di questo tipo. È una ricercatezza che naturalmente non contribuiva a fare di Conrad uno scrittore particolarmente palatabile per il grande pubblico. E in effetti Conrad fu accolto con una certa ostilità, specialmente le sue prime pubblicazioni. Il 6 gennaio del 1908 scrive all'amico scrittore John Goldsworthy, quello della saga, scrive un commento a caldo su quello che Conrad stesso definisce l'onorevole fallimento dell'agente segreto, romanzo del 1907. Il suo romanzo sugli anarchici londinesi, che ebbe un'accoglienza molto tiepida tra il pubblico, ma piacque per esempio a Thomas Mann, piacque a molti scrittori. E scrive Conrad: presumo che in me ci sia qualcosa di antipatico, unsympathetic, per il grande pubblico. È il mio essere straniero, credo, la sua foreignness, il suo essere straniero. E Conrad parlava a ragion veduta, perché nello stesso anno, sempre nel 1908, un recensore, tale Robert Lind, recensendo A Set of Six, una raccolta di racconti conradiana, lo aveva definito un senza patria e un senza lingua. E aggiungeva per il sovrammercato il recensore: uno scrittore che cessa di vedere il mondo colorato dalla propria lingua, da che la lingua dona colore ai pensieri e alle cose in un modo che pochi capiscono, rischia di perdere la concentrazione e l'intensità della visione, senza le quali non si può fare la letteratura del tipo più grande. Quindi una stroncatura basata semplicemente su ragioni etniche. È un non inglese che scrive. 50 anni dopo la morte di Conrad, nel 1974, Edward Said, ancora autore di Fiction of Autobiography, uno dei maggiori critici conradiani, confermava indirettamente questa foreignness, sostenendo che Conrad, cito, è stato trattato in qualunque modo fuorché come un romanziere che intrattiene precisi legami con un contesto culturale e intellettuale. Un romanziere senza legami con un contesto culturale e intellettuale. Sono due prese di posizione, queste, quella di Lind e quella molto più autorevole di Said, che sembrano confermare l'alterità di Conrad rispetto a ogni tradizione nazionale. E in effetti la situazione intellettuale di Conrad è piuttosto particolare, perché Conrad ama la cultura nazionale, cultura polacca, soprattutto i poeti romantici polacchi, ma abbandona la Polonia a 16 anni e in seguito userà la lingua materna soltanto per scrivere missive, lettere. Si ispira a Flaubert, ma scrive in inglese, la sua terza lingua. Ammira Dostoevsky, ma secreta questa passione come se fosse un vizio indicibile. Scrive in inglese, e questa è la cosa più dolorosa agli inizi, ma il suo stile non viene riconosciuto come inglese da molti nativi, non viene riconosciuto come inglese. In effetti, anche quando lo parla, l'inglese Conrad lo parla con un accento fortissimo e se ne vergogna in pubblico, tant'è vero che rifiuta persino di fare un giro di conferenze in America perché non vuole esibire in pubblico questo suo marcato accento. Tutti quelli che vanno a visitarlo dicono: questo come parla, no? Insomma, è gutturale, insomma, fa un po' da contrasto con i modi molto signorili, nobiliari che Conrad aveva nel ricevere gli ospiti, ma questo accento era qualcosa che rimaneva. Tuttavia, per tornare al giudizio di Said, i tentativi di collocare Conrad dentro uno schema culturale, un contesto culturale preciso, ne sono stati fatti molti, e come, prima e dopo di Said. Per esempio, per schematizzare di nuovo, nel 1948 il critico inglese Frank Raymond Lewis, critico autorevolissimo, scrive questo libro che si chiama The Great Tradition, la grande tradizione inglese. Qui definisce Conrad un cosmopolita di cultura francese. Cosmopolita di cultura francese. Ciò nonostante lo inserisce nel novero ristrettissimo degli scrittori canonici per eccellenza, insieme a Jane Austen, George Eliot, Henry James, e un po' più defilato anche di H. Lawrence. Quindi inserito nella grande tradizione inglese.
cosa abbastanza bizzarra, anche Henry James era un non nativo inglese, ma americano, come tutti sanno. Poco dopo la morte di Conrad nel 1930, invece, non mancavano quanti, come Gustav Morf, avevano cercato di inserirlo nell'alveo della cultura autoctona polacca, malgrado la lingua veicolare non fosse il polacco. E naturalmente insomma, questo tratto polacco è rimasto, perché insomma, molti studiosi si sono dati da fare per rinvenire i vari polonismi che affiorano abbastanza frequentemente nello stile conradiano. Più di recente si è fatta strada invece una tendenza a parlare di un Conrad come autore transnazionale, uno scrittore alla Kafka o alla Joyce, non legato a un contesto d'origine e d'adozione, linguisticamente o culturalmente profilati, e definito semmai da esperienze che si costituiscono attraverso i confini e le culture. Tra i primi a usare il concetto di letteratura postcoloniale c'è stato Homi Bhabha, questo studioso di postcoloniale che nel 1994 ha scritto un libro molto celebre, Locational Culture. Da noi, con riferimento a Conrad transnazionale, sono usciti i volumi di Richard Ambrosini e Tania Azzulli. Fra gli ultimi contributi, nel 2024, c'è questo libro di Robert Hampson, che spicca tra i più recenti, e si intitola Joseph Conrad, Cosmopolitanism and Transnationalism, e prende in esame tutte le forme di ibridazione linguistico-culturale, di interazione across borders and across languages, si direbbe in inglese, che si danno nella narrativa conradiana. Ora, non c'è tempo naturalmente di esaminare i dettagli, ma il dato comune a queste letture recenti in chiave transnazionale, potremmo dire anche meticcia della narrativa conradiana, ha fatto sì che quello che originariamente era un difetto imputabile alla presunta dispersività culturale di Conrad, di cui dicevano i suoi detrattori, questo non ha un contesto, questo non ha legami precisi con una tradizione, ecco, questo che originariamente era visto come un difetto, improvvisamente è diventato un pregio. Non si tratta soltanto di riflesso della inevitabile moda interculturale. Dico questo perché ben prima che questi critici si impegnassero nelle ricerche transnazionali, Conrad, lui stesso a suo modo, aveva espresso interesse per transnazionalismo e meticciato culturale. Perché sì, è vero che spesso, come gli capita nel saggio Autocrazia e guerra del 1905, lui fa riferimento alla cultura polacca, addirittura parla di panslavismo, vagheggiando un ruolo impossibile della Polonia all'interno di questo movimento. È più un attaccamento nostalgico al passato, no? che un programma politico. Più realisticamente, e in modo più interessante, secondo me, altrove, Conrad si mostra avvertito, come dicevo, di questa possibilità di una letteratura che va al di là dei confini, una letteratura transnazionale. In particolare mi è piaciuta una citazione che ho preso dal personal record del suo documento autobiografico più importante. Nella prefazione a questo scritto, Conrad scrive, o meglio, auspica, cito, una visione imparziale dell'umanità, l'umanità, in tutti i suoi gradi di splendore e di miseria, insieme a un particolare riguardo per i diritti dei non privilegiati di questa terra, non su basi mistiche, ma sul terreno della semplice comunione e dell'onorevole reciprocità dei servizi. Questo mi sembra uno dei passi più lucidi in cui Conrad parla dell'impegno transnazionale della letteratura. Ciò detto, cioè accertato l'aspetto multilaterale della poetica conradiana, il suo rifiuto dell'unilinguismo, tante lingue, tante culture afferiscono, ci vogliono per fare Conrad, non esclude che la lingua francese per Conrad fosse, la lingua e la cultura francese fossero i riferimenti essenziali. Sempre Maddox Ford, nel 1921, il collaboratore di Conrad, scrittore, critico, osservò che l'influenza letteraria del francese sullo stile di Conrad è, cito,
travolgente nella costruzione delle frasi, nella cadenza dei paragrafi, nella costruzione degli effetti. E in effetti gli studiosi che sono andati alla ricerca dei gallicismi in Conrad si sono divertiti, ne hanno trovati a bizzeffe tra i primi Ivervue. Ma non solo, ci sono anche riferimenti in Conrad evidenti a topo e situazioni della letteratura francese, soprattutto dell'Ottocento, non soltanto Flaubert e Maupassant, Anatole France, persino Daudet per certi aspetti. E per esempio nell'incipit di Almayer's Folly, il primo romanzo di Conrad del 1895, La follia di Almayer, o Almayer pronunciato all'inglese, ma è un olandese, il protagonista sogna per sé un futuro opulento, direi sibaritico, ma quando la moglie, che è un'indigena, lo chiama, viene improvvisamente riportato alla sua sfortunata condizione di colono fallito. Questo è l'incipit di Almayer's Folly. E comincia così: Caspar, Macan, cioè Caspar, si mangia in malese. E questa è una scena che, come ho osservato più di un critico, richiama direttamente il risveglio di Bellamy di Maupassant, altro celebre arrampicatore sociale che da squattrinato fantastica di agganciare la figlia di un banchiere o un'ereditiera per cambiare radicalmente la sua situazione economica. Anche qui si potrebbero fare moltissimi esempi di interferenza del francese. Non li prendo da Hervouet, ma da un saggio più recente di Claude Messonat, è uscito nel volume Conrad and Language del 2016, è un passo tratto da Lord Jim che recita: I could figure to myself in my quality of a seaman. L'espressione in my quality of a seaman, cioè nella mia veste di uomo di mare, è un calco evidente dal francese in qualité de marin, mentre un nativo avrebbe preferito in my capacity as a seaman, però Conrad ha in mente il francese, quindi... E gli esempi si potrebbero moltiplicare. Ma al di là delle interferenze linguistiche, dicevo, Conrad è molto interessato ai modelli culturali. Almayer è un personaggio che molti critici hanno visto, ha un che del sognatore alla Bovary, e La follia di Almayer è nell'insieme un romanzo flaubertiano. Ecco, secondo Ian Watt, un critico tra i più noti e rispettati di Conrad, questa influenza francese andrebbe esaurita dopo il 1898, ma è un punto di vista molto discutibile. Per molti lettori l'influsso persiste fino al tardo stile conradiano. Comunque, francofilo o non francofilo, come dicevo, Conrad viene percepito all'origine, all'inizio, come straniero in Inghilterra, linguisticamente altro. Per esempio, il pedantissimo Joseph Warren Beach, che ha avuto un momento di gloria perché ha scritto dei testi di narratologia ante litteram piuttosto fortunati, si lamentava perché Conrad usa could e would, cioè dei verbi modali, ausiliari modali, quando doveva usare might. Ma Beach probabilmente scambiava un grande romanziere per uno scolaro, abbastanza pedante. Inquietano di più le osservazioni di Orwell, George Orwell, l'autore di 1984, che tutti sanno era un noto sostenitore dello scrivere semplice e chiaro. E quindi lo stile di Conrad, che era tutto fuorché semplice e chiaro, gli riusciva particolarmente indigesto. Orwell disse: Conrad pensava, credo, in polacco, poi traduceva i suoi pensieri in francese e alla fine in inglese. Un po' cattivello. Sulla stessa lunghezza d'onda, Kipling, autore di Kim, il libro della giungla. Quando leggo Conrad ho sempre l'impressione di leggere un'eccellente traduzione. E tuttavia Orwell e Kipling, Conrad aveva già preventivamente risposto in una lettera, poi citatissima, in cui a un certo punto dichiara che ormai da tempo, lui comincia a scrivere in inglese perché da tempo aveva cominciato persino non soltanto a parlare ma a sognare in inglese, no? Era diventata la lingua per lui più naturale. Non è questa l'unica ragione ovviamente per cui scrive in inglese, ma ormai aveva acquisito una certa
e che certa familiarità con la lingua. Che naturalmente non significa che non ebbe difficoltà. Nelle sue lettere si trovano tracce di questa difficoltà nell'usare una lingua non sua, no? In una lettera paragona questo suo lavoro di invenzio, di ritrovamento delle parole, e dice è come fosse un minatore che, cito, scava nella sua miniera per estrarre le sue frasi in inglese da una notte nera. Lo definisce questo uno sforzo tremendo. Eppure, nonostante questo, si è guadagnato fama di uno dei maggiori stilisti della lingua inglese, una virtù che tanti scrittori gli hanno riconosciuto, fra questi Eliot e Virginia Woolf, la quale apprezzava soprattutto il primo Conrad, era una di quelle che sostenevano che effettivamente invecchiando aveva perso qualcosa. Ma Virginia Woolf aveva scritto ad esempio dello stile di Conrad. A Conrad riusciva impossibile stendere un solo tratto di penna che fosse brutto o insignificante. Detto da una stilista come Virginia Woolf, insomma, è un complimento non da poco. E aggiungeva, notazione abbastanza interessante, che a suo avviso Conrad era stato affascinato, o comunque era attratto dagli aspetti latineggianti della lingua inglese, non da quelli sassoni. Questo per quanto riguarda l'alterità linguistica. Uno scrittore che scrive nella sua terza lingua, paradosso. Non in polacco, non in francese, ma in inglese. Scrive conservando tratti evidenti degli influssi delle culture di riferimento o la cultura nativa e ciò nonostante acquisisce una identità, una fisionomia che ormai gli è riconosciuta, direi universalmente. L'alterità letteraria, secondo tipo di alterità, cioè la sua differenza rispetto alla letteratura coeva. Almeno in alcuni dei suoi romanzi, Conrad, a mio avviso, e non soltanto a mio avviso ovviamente, può essere riconosciuto un proto-modernista, cioè un anticipatore del modernismo, quel movimento che in Inghilterra poi avrà come massimi esponenti, tutti lo sappiamo, autori come Eliot, come Joyce, Woolf, eccetera. In una lettera, lui era consapevole di questo, anzi usava questa sua modernità molto spesso come alibi con gli editori per dire sono troppo bravo, ma io sono moderno, questo non mi capisco, no? Era molto consapevole di sé, del carattere innovativo della sua letteratura. Per esempio in una lettera del 1902, sempre scusandosi per le scarse vendite, dice I am modern, sono moderno. E si paragona a Wagner, a Rodin, a Whistler, a grandi artisti che, dice lui, da giovani hanno fatto la fama e poi una volta che sono stati accettati, una volta che il loro linguaggio è diventato accessibile ai più, hanno acquisito fama. E poi aggiungeva ironicamente, e del resto come fa a fermarsi uno come me quando sulla letteratura di oggi incombe l'ombra di Sherlock Holmes? Cioè, io sono un fan di un devoto di Sherlock Holmes, però insomma, effettivamente fra Conan Doyle e Conrad c'è un certo scarto. E diceva ancora, ho fatto cose che forse uno o due scrittori della mia generazione hanno osato fare, cioè c'è una grande consapevolezza di innovatività, il carattere innovativo, anticipatore del moderno in questo senso. Altrove, non so se esagerando, si autorappresenta addirittura come un unicum. In una lettera del 1907 scrive: potete leggere chiunque, eppure alla fine aver voglia di leggere me, perché io non assomiglio a nessuno. In me c'è un modo di pensare che, valido o meno che sia, non può essere imitato. Quindi era autopromozione spinta. A proposito di originalità e transnazionalità, il primo romanzo pubblicato da Conrad, come dicevamo, La follia di Almayer, comincia in modo assai insolito. Inizia con il grido che abbiamo visto di una donna malese, forse possiamo tornare indietro, che chiama a pranzo il marito, l'olandese Caspar Almayer, Caspar Macan, si mangia. Insomma, abbiamo un romanziere inglese di origine polacca che in inglese, ma con occasionali espressioni malesi, scrive la storia ambientata nel Borneo di un olandese, dei suoi congiunti malesi o meticci, nonché di altri personaggi inglesi e arabi.
si direbbe incipit transnazionalismo, no? Comincia il transnazionalismo. L'incipit del romanzo è però originale. Sembra una banalità, ma è originale. Conrad, parlando con Fordham ed Oxford, si dicevano fra di loro, ragionando di teoria della letteratura. Il lettore, quando apre il libro, deve essere gripped at once, cioè catturato subito. Ci deve essere qualcosa che ravviva la pagina, no? Deve essere acchiappato immediatamente, non può essere un inizio blando. Incidentalmente la stessa cosa l'ho sentita dire a Orson Welles, ce ne parlerà tra poco Nicoletta, che diceva lo schermo è come la pagina, lo schermo è una superficie bianca, bisogna immediatamente che lo spettatore sia, insomma, non so quanto originale sia, siamo già a due, Conrad e Wells, però questo si dicevano fra di loro Conrad e Ford. Dicevo, è un incipit non del tutto banale, perché comincia con questa allocuzione che non ha una replica esplicita, rimane senza risposta. Non c'è una risposta, che è una cosa tutt'altro che consueta. Se si fa uno spoglio, io ci ho provato un po' empiricamente, non so che valore scientifico, penso scarso abbia la mia ricerca, ma proprio così, un inizio. Se si fa uno spoglio dei 30 o 40 romanzi più importanti o più venduti, apparsi nello stesso anno di Almayer's Folly, cioè 1895, quello di Conrad, il romanzo di Conrad è l'unico che ha questo tipo di incipit. Qual era il tipico incipit? Ecco, questo è uno dei romanzi usciti nel 1895. Questo Grant Allen all'epoca era un autore di bestseller, era celebre, veramente insomma, uno scrittore in auge. Oggi è ignoto ai più, ma è ancora apprezzato per esempio da lettori come Oliver Sacks. Ecco, come diceva questo nostro Grant Allen, cosa doveva fare l'incipit? Questo è un incipit vero e proprio del romanzo, The British Barbarians. The time was Saturday, the place was Surrey, the person of the drama was Philip Christie. Cioè ci dice time, place e person. Questo è quello che fanno normalmente gli incipit letterari, no? Ci collocano la storia spazio-temporalmente, oppure si aprono su una generazione di qualche tipo, filosofico, parafilosofico, di senso comune, e presentano il personaggio. Questo, diciamo, è involontariamente un'introduzione didattica al concetto, alla funzione di incipit romanzesco. Se si eccettuano l'incipit teatrale, sempre 1895, quelli che vediamo sono tutti i testi del 1895, se si accetta l'incipit teatrale di Wells, The Stolen Bacillus and Other Incidents, di questa Alice Dunbar, sono gli unici due testi che hanno un incipit con virgolette. Però uno è teatrale, quindi non è una locuzione come quella di Conrad che rimane senza risposta, e l'altra è una citazione. Ecco, se si accettano questi due testi, comunque diversi da Conrad, tutti gli altri li faccio scorrere velocemente, vedete ci sono nomi famosi come Wells, nomi meno noti, anche ignoti anche agli specialisti, all'epoca magari celebri o famosi, tutti come vedete sono invece incipit che hanno una caratteristica di iniziare con il discorso indiretto, la collocazione spazio-temporale e quanto ci diceva prima Allen. Come vedete ci sono anche Hardy, Kipling, Stephen Crane. E sono tutti incipiti di questo tipo, non mi soffermo naturalmente. Sono nomi anche poco noti, nomi più noti come Gissing, ma sono tutti testi che seguono questa tradizionale caratteristica dell'incipit. Invece Conrad inizia con una locuzione senza risposta. Perché è interessante? Perché in Conrad troveremo degli eroi che sono solitari, eroi isolati, eroi monologanti, eroi che parlano con se stessi come Almayer all'inizio di questo romanzo, che stanno vicino alle persone, come questa moglie, ma non ci parlano, stanno quasi per forza, sono nel loro mondo, non sono dialoganti.
E per di più questo grido, perché è una specie di grido iniziale, ha quella funzione che dicevamo di immediatamente catturare l'attenzione. Ma questo è un disegno secondario, assolutamente secondario, una curiosità, se vogliamo, dell'originalità di Conrad. Le idiosincrasie del suo stile erano comunque state apprezzate da molti scrittori. Se abbiamo detto che non aveva avuto un grande successo di pubblico, qualcuno si era anche risentito perché leggendo Nostromo a puntate, un romanzone di 400 pagine rotti, aveva detto questa è roba estremamente illeggibile, aveva protestato, cosa ci fate leggere? Ma era piaciuto a scrittori come Garnett, Goldsworth, Henry James, Stephen Crane, Virginia Woolf, T.S. Eliot. Dopo questo periodo, come dicevamo, di difficoltà iniziale, arriva il grande successo di pubblico nel 1913. Arriva con un romanzo buono, ma non eccezionale, Chance, il caso. E arriva quando Conrad ormai ha scritto gran parte dei suoi capolavori. Chance fu accolto molto bene in America, vendette bene in America, ma vendette bene anche in Inghilterra. 13.000 copie in 2 anni, cioè 4 volte gli standard di Conrad fino a quel momento. Da allora Conrad diventa uno scrittore agiato. Si era già venduto di tutto, copie, manoscritti, insomma, sempre perseguitato dai debiti. Insomma, diventa uno scrittore che ha un seguito e un pubblico di un certo rilievo. È interessante che nell'introduzione a questo romanzo, pubblicata nel 1920 a Chance, quando parla ormai da autore affermato, Conrad rivendica di avere sempre voluto evitare lo stereotipo dello scrittore di nicchia, quello che invece abbiamo visto va sempre fatto continuamente, no? Si picca proprio di essere stato sempre uno scrittore per tutti, in nome, cito, della solidarietà verso l'umanità intera, unita da semplici idee e sincere emozioni. Ma evidentemente qui Conrad è abbastanza poco credibile, no? 10 anni prima, quando era un scrittore ancora non popolare, aveva usato toni molto diversi, no? Quando scrivendo all'amico Goldsworthy inveiva contro la mancanza di gusto del grande pubblico, no? Ragionava del public introuvable, ogni tanto scriveva in francese o parti in francese. E quella lettera diceva che il pubblico è introvabile, secondo me, diceva, perché il pubblico è tutta l'umanità. Aveva sempre questo destinatario universale, no? C'è un certo universalismo altisonante spesso in Conrad. Poi però, venendo al concreto, Conrad se la prendeva con un pubblico capace di ingoiare senza fare differenze i grandi scrittori come Goldsworthy e i pennivendoli come Hall Caine, altro nome che oggi probabilmente a noi non dice nulla, ma all'epoca era popolarissimo, tant'è vero che un suo romanzo, The Christian, aveva venduto 1 milione di copie e Bram Stoker gli aveva dedicato Dracula, no? Quindi Conrad se la prende con questo pennivendolo. Dicevamo della idiosincraticità, l'ho detto, di Conrad. Conrad è famoso perché le sue tecniche narrative sono particolarmente profilate, sono quasi evidenti, no? Vengono proprio alla luce. Qui in questa slide le ho riassunto le principali che lui adotta qua e là nei suoi romanzi, a volte anche contemporaneamente. Non le commento, anche perché Giuseppe Sertoli ce ne dirà qualcosa nel suo intervento, ma è evidente che Conrad anticipa molte tecniche del romanzo modernista e anche del cinema novecentesco. Dirò invece 2 parole sul, se ho ancora tempo, sulla sua consapevolezza di essere autore moderno. Scrivendo all'amico Cunningham Graham dice: dell'ultima parte di Heart of Darkness ho messo 2 cosine che neanche tu, che sei un lettore tanto acuto, riuscirai ad accorgerti. Sono talmente sottili, talmente fini, che neanche un lettore della tua qualità riuscirà ad accorgersene. E io naturalmente non ho nessuna contezza di cosa intendesse Conrad. Non siamo The Figure in the Carpet, però non sappiamo ovviamente che cosa pensasse. Però posso fare comunque un paio di esempi della sottigliezza tecnica che caratterizza Heart of Darkness. Il primo esempio riguarda l'uso del dialogo. Il secondo una tecnica che un filosofo e critico come Stanley Cavell, studiando Beckett, aveva definito
la letteralizzazione di implicazioni indirette, cioè una cosa complicatissima della definizione, ma come vedremo nella sostanza poi molto semplice. Allora, vediamo il dialogo. Questa è una cosa che non ha notato nessuno. Insomma, l'ho notata io. Non so neanche se è così, ma a me è sembrato che Conrad in diversi romanzi usi questa tecnica, cioè differenzia i dialoghi. E ho chiamato questo primo tipo di dialogo disgiuntivo e l'altro, come vedremo, invece congiuntivo. Cosa significa? Questo è il dialogo che normalmente noi troviamo ad apertura di pagina in tutti i romanzi. È lo standard, perché tipograficamente che cosa succede nei romanzi? Quando si vuole evidenziare lo stacco tra un parlante e l'altro, si va a capo, un nuovo paragrafo, è ovvio, no? È lo standard. Quindi, diciamo, neanche, non è un tratto stilistico, è come dire, è il grado zero della convenzione tipografica. Però Conrad lo usa in opposizione a questo tipo di dialogo. Lo fa in Lord Jim, lo fa in Cuore di Tenebra, lo fa anche in Victory una volta sola, però in Victory, se ho contato bene, che ho chiamato congiuntivo. Cosa vuol dire? Qui ci sono i dialoghi, in questo caso in rosso è Kurtz, è il cattivo, il villain, è il colono che è degenerato, che è impazzito, qualcuno ha detto gone native, qualcuno la reversione atavica, insomma, quello che parte pieno di grandi idee dall'Europa per portare la luce nel cuore delle tenebre e diventa una sorta di idolo pagano, un spietato cacciatore d'avorio, con Marlowe che, come sappiamo, invece è l'uomo sano, l'uomo che ha restraint, che ha dei limiti, che diventa un po' il testimone di questa avventura della psiche e politica di Kurtz. E qui lo incontra e nell'Africa selvaggia, in mezzo alla vegetazione, i due sono vicini, tra poco Marlowe se lo porterà sul suo battello e se lo riporta indietro. E come vedete qui non va a capo Conrad. Il dialogo avviene all'interno degli stessi paragrafi. Il dialogo, e questo lo fa, ripeto, in diversi romanzi. Casualmente, a me pare di no. Mi pare che quando lo fa con ragione. Per esempio, in questi casi lo fa per stabilire una vicinanza tra Marlowe e Kurtz che non è soltanto fisica, è psicologica. Marlowe è quello che più di tutti si avvicina a Kurtz, non riuscirà a comprenderlo definitivamente, no? Marlowe, sia per quanto riguarda Kurtz che per quanto riguarda Jim, si trova sempre di fronte a personaggi più grandi di lui, misteriosi, insondabili, ma prova a entrare nella loro psiche, nella loro mentalità e a renderne conto al lettore. Il suo resoconto è sempre imparziale, difettoso proprio per l'eccezionalità dei personaggi con cui viene a contatto. Ma qui c'è, se non altro, l'esperienza diretta di ciò che Kurtz è diventato. Cioè, Marlowe lo sa che Kurtz è diventato uno spietato cacciatore d'avorio, no? Quando muore la sua faccia è d'avorio, appare addirittura trasmutata in avorio. Lui sa, insomma. E quando torna in Europa, non lo dice a nessuno. Non dice a nessuno di Kurtz quale veramente è. Per cui la fidanzata di Kurtz, qui i suoi dialoghi sono in rosso, la promessa sposa, in inglese l'intended, è invece rimasta al Kurtz originario, il Kurtz che era partito come the emissary of light, l'emissario della luce, colui che doveva portare il progresso, la civiltà e quant'altro. E vive nel ricordo di quest'uomo straordinario ai suoi occhi. Marlowe le dà qualche parola di consolazione, con un po' di difficoltà, ma la sua reticenza, che sembra quasi fedeltà a Kurtz, lo spinge, o meglio la sua compassione, lo spinge alla reticenza, lo spinge a non dire davvero come è finito quest'uomo. Vuole salvaguardare nella memoria di lei l'immagine dell'amato. E qui c'è il dialogo disgiuntivo. Perché, secondo me? Perché lei non sa. Lei rappresenta quello che Lukács chiamava l'idealismo astratto. Lei rappresenta l'ideale astratto del colonialismo, l'idea del colonialismo come fardello dell'uomo bianco,
Lei ancora pensa che l'idealismo sia portare la luce e Kurz sia un emissario della luce. Lui, Marlowe, invece rappresenta l'esperienza. Non ci può essere vicinanza, non ci può essere effettiva contiguità fra i due. Sono su due piani linguistico-ideologici separati perché sono su due piani esperienziali separati. E questo Conrad, ripeto, lo fa, e secondo me è abbastanza facilmente dimostrabile, in diversi romanzi. Sì, allora, salto l'altro esempio di sottigliezza conradiana, nell'ultima parte di Cuore di Tenebra, e invece proprio due parole, l'ultimo aspetto, l'alterità assiologica. L'alterità assiologica. Qui sarò proprio lapidario. Tutti sappiamo che il modernismo è un'età di crisi. Tutti, variamente modulandola, abbiamo o hanno i critici definito il modernismo in questi termini. Benjamin ha parlato di modernismo come crisi della percezione. Auerbach e Lukács hanno parlato di crisi del senso della realtà esterna. Frederick Jameson ha riciclato queste idee parlando di crisi della rappresentazione. Tutti questi critici autorevolissimi hanno sottolineato la difficoltà per l'autore modernista di interpretare un mondo che è in via di disgregazione. E semmai la propensione dei modernisti a esplorare la realtà psichica dissestata. È una crisi che naturalmente tocca anche Conrad, associato giustamente o meno, per esempio, all'impressionismo letterario, quanto difficoltà di rendere la realtà esterna. Naturalmente questa crisi della percezione è conseguenza di una crisi dei valori, no? Per citare proprio affermazioni paradigmatiche ormai celeberrime di autori modernisti o dintorni, nel 1910 o appunto dintorni, secondo Virginia Woolf, la natura umana cambia. Celebre frase di Virginia Woolf. Altrettanto famoso è il verso di Yeats, le cose crollano, il centro non tiene, nel 1920, il centro non tiene. Nel 14 Lorenz dichiara che il vecchio io stabile non ha più cittadinanza nella letteratura moderna, neanche l'io. E tutti sanno che Nietzsche nel 1887, anticipando tutti, aveva scritto che i valori più alti si svalutano, il fine manca, alla domanda perché non c'è risposta, che è la più sintetica definizione di nichilismo che si possa desiderare. Prats, seguendo Oden, aveva definito, come tutti sanno, il modernismo l'età dell'ansia. Conrad, dicevo, appartiene a questa temperie culturale, la temperie della crisi. Qual è la sua specificità, la sua alterità? Io credo che quello che lo distingue da molti dei suoi colleghi ce lo dica meglio di tutti Italo Calvino, che in un'intervista del 1959 apparsa su Nuovi Argomenti aveva detto: amo Conrad perché naviga l'abisso e non ci affonda. E in effetti nessuno fra gli scrittori modernisti, io credo, ha lo sguardo fermo di Conrad sulla crisi. Nessuno descrive le oscurità della psiche, il disagio della civiltà, le storture del mondo senza battere ciglio come fa Conrad, senza accennare un passo indietro. E io credo che di questo argine alzato contro l'irrazionale possiamo ancora essere grati a Conrad. Grazie. E grazie Fausto di questa bella lezione che ha anche fatto un po' il punto sul passato, il presente e forse il futuro delle nostre letture di questo grande, misterioso scrittore. E adesso ci sarà poi una discussione eventualmente dopo e invito Giuseppe Sertoli a parlarci a parlarci di parlare, far parlare, tacere, il problema della voce narrante in Conrad. Giuseppe Sertoli, come abbiamo visto, gli siamo grati per aver organizzato questo incontro, è un professore emerito dell'Università di Genova, si è occupato in particolare del Settecento
e del romanzo di ultimo Ottocento e primo Novecento. Ha curato un'edizione che tutti abbiamo studiato, di Cuore di Tenebra, per Einaudi nel 1999, e anche l'ultimo romanzo di Conrad, Suspense, nel 2013. E Fra terra e mare, per cui sono tre romanzi di Conrad di cui disponiamo anche oggi, edizioni curate da Giuseppe Sertoli, e anche socio corrispondente dell'Accademia di Scienze di Torino. Grazie Giuseppe, a te la parola. Grazie a te. Si sente? Si sente? Bene. Allora, dopo il discorso così ad ampio raggio di Fausto Cioppi, il mio sarà più circoscritto e concentrato su questioni formali. Ecco, per spiegare cosa significhi il titolo del mio intervento che vedete sullo schermo, parlare, far parlare, tacere, un titolo, lo ammetto, che è abbastanza enigmatico. E, non lo vediamo, è andato via. Allora, e in cosa... è quella dopo, è quella lì. E in cosa consiste non solo questo titolo un po' enigmatico, dicevo, ma anche il sottotitolo, cioè quel problema della voce narrante a cui appunto il sottotitolo allude. Ecco, partirò da quello che non solo rimane uno dei più grandi romanzi di Conrad, certamente il più amato dai lettori, ma anche quello che a giudizio unanime segna una svolta nella narrativa moderna fra 8 e 900. Mi riferisco a Lord Jim, pubblicato in volume esattamente nell'anno 1900, e mi riferisco più in particolare ai suoi primi 5 capitoli, nei quali Conrad compie un'operazione che, se a una prima lettura lascia disorientato il lettore, lo cattura ma perché lo lascia disorientato. A una seconda o terza o quarta lettura direi che lo riempie invece di ammirazione. Così è capitato a me leggendolo e rileggendolo. E dunque ricordo, e qui mi scuserete se adesso sarò un po' parafrastico, però non posso dare per scontato che tutti abbiano ben presente quei 5 capitoli. Ricordo che Conrad inizia a scrivere il loro Jimmy in terza persona, cioè usando un narratore onnisciente secondo il classico modulo del romanzo realistico ottocentesco. Nei primi 3 capitoli viene presentato il personaggio di Jimmy, i suoi adolescenziali sogni di gloria, di avventure nel lontano e favoloso Oriente, la sua decisione di andare per mare, il conseguente addestramento sulla nave scuola della Marina Mercantile Britannica e poi l'avvio della sua carriera di ufficiale, fino al momento in cui accetta il posto di first mate, cioè di primo ufficiale, su una carretta del mare adibita, nei mari dell'Oriente, adibita al trasporto di pellegrini musulmani diretti alla Mecca. E fin qui il lettore direi che procede senza intoppi, anche se Conrad, forse meglio il narratore, che racconta in retrospettiva, lascia cadere un paio di criptiche allusioni a qualcosa, un fatto, fra virgolette, che a un certo punto ha costretto Jim ad abbandonare la carriera del mare e a guadagnarsi la vita vagabondando come impiegato di fornitori marittimi nei vari porti dell'Oriente. Quale sia questo fatto, però, non ci viene detto. E il lettore, sempre che abbia colto, ma non è sicuro che abbia colto però quelle allusioni, può esserci passato sopra, ma se li ha colto comunque non si pone troppi problemi e passa oltre. E arriviamo alla fine del terzo capitolo, è notte, Jim sta ultimando il suo turno di guardia sul ponte di comando e improvvisamente il Patna, questo è il nome della carretta del mare, sta navigando sotto le stelle verso la penisola arabica, quando improvvisamente ha un lieve sobbalzo la nave, si ode un rumore sordo che sembra uscire dalle profondità del mare. Ma che cosa è stato?
Non ci viene detto. Non ci viene detto, il capitolo si chiude sull'immagine della nave che prosegue tranquilla, apparentemente indenne il suo viaggio verso la penisola arabica. Il capitolo successivo, il quarto, si apre su uno scenario completamente diverso e che il lettore non si aspetta. No? Siamo in un'aula di tribunale, quindi siamo passati dalla tolda del ponte di comando di una nave nell'Oceano Arabico, verso la penisola arabica, in un'aula di tribunale e sul banco dei testimoni siede Jim. Lo stanno interrogando relativamente a qualcosa che il lettore non sa e che il narratore si guarda bene dal rivelargli. Solo dalle domande che gli vengono poste e dalle risposte che Jim dà, dunque dalle sue parole, non dalle parole del narratore, il lettore apprende che l'interrogatorio ha in qualche modo a che fare con ciò che aveva letto alla fine del capitolo precedente. La nave, il Patna, aveva urtato contro quello che verosimilmente è un relitto sommerso, passandoci sopra senza apparenti danni. Però si era aperta una falla a prua, l'acqua era entrata in un locale, eccetera, eccetera. No? Questo è quanto Jim aveva accertato e quanto riferisce a chi lo interroga. E ciò tuttavia, come capite, non è sufficiente a far capire al lettore perché mai Jim si trovi lì e perché venga interrogato in tutta evidenza non come un testimone ma come un imputato. Chiaramente ci deve essere dell'altro. E infatti chi lo interroga lo incalza per saperne di più. Altre cose Jim deve chiarire, altri fatti deve spiegare. Ma precisamente di fronte a questi fatti, e la parola ricorre, facts, precisamente di fronte a questi fatti, Jim esita, divaga, becomes irrelevant. They wanted facts, volevano fatti, gli chiedevano fatti, come se i fatti potessero spiegare ogni cosa, è una citazione come sentite. Ed era la slide successiva. Con così, ecco, volevano fatti, grazie. Messo alle strette da una domanda a cui deve rispondere con un semplice sì o no, una domanda anch'essa che non viene esplicitata, quindi è una serie di cose non dette che si susseguono in questi primi capitoli. Jimmy risponde con un secco yes, I did. Chiaramente la domanda gli era stata formulata all'inglese, did you something? E lui risponde yes, I did. Ma a che cosa si riferisce quel did? Ossia, che cosa Jim ha fatto? Ancora una volta non ci viene detto. E il capitolo si chiude lasciando il lettore all'oscuro. Il quinto capitolo, e adesso poi finisco con la parafrasi, no? Il quinto capitolo si apre con un nuovo colpo di scena. Qualcuno sta parlando qualcuno che a distanza di tempo ricorda, oh yes, oh sì, fui presente all'udienza di quel processo. Chi parla è Marlowe, cioè il personaggio che Conrad aveva introdotto 2 anni prima, nel 1898, in Youth, in Giovinezza, che aveva ripreso l'anno seguente in Cuore di Tenebra, facendo di lui il protagonista e al tempo stesso la voce narrante delle storie raccontate in quei 2 testi, ma anche facendo di lui una sorta di modello per i futuri narratori direi della maggior parte, se non di tutti, quasi tutti i racconti e romanzi di Conrad. Marlowe ha assistito al processo e al termine dell'udienza, a sentenza ormai emessa ma non rivelata al lettore, ha avvicinato Jim conquistandone la fiducia. Sarà quindi dalla sua voce che il lettore finalmente apprenderà che cosa è accaduto quella fatidica notte, a quale fatto si riferisse la domanda rivolta in tribunale a Jim. Did you? Yes, I did. La domanda era chi ha letto il romanzo se lo ricorda. Jim, insieme agli altri ufficiali, ha abbandonato la nave temendo che affondasse, anzi dando per sicuro che sarebbe affondato, è saltato su una scialuppa e ha abbandonato la nave.
che però non è affondata, è stata recuperata il giorno dopo, trainata in porto, e di qui il processo agli ufficiali che l'avevano abbandonata, tradendo il codice del mare. Quindi, did you jump off, qualcosa del genere, no? Siete saltato dalla nave? Sì, sono saltato. Quindi una voce è quella di Marlowe, che nel seguito della narrazione incamererà al proprio interno le voci dello stesso Jim e di altri testimoni diretti o indiretti della vicenda, ognuno dei quali fornirà la propria versione dei fatti accaduti e la propria valutazione del carattere e della personalità di Jim, senza peraltro che nessuna voce, nemmeno quella di Marlowe, che collegandole cercherà di sintetizzarle, riesca ad attingere alla verità di quei fatti. Adesso fatti possiamo metterlo fra virgolette, di quei fatti, cioè attingere al loro senso. Perché mai Jim è saltato abbandonando la nave contro ogni deontologia e etica marinaresca? Che sia saltato è un dato di fatto, ma i fatti in sé non significano nulla. I fatti acquistano un senso solo nel vissuto, cioè per la coscienza e nella parola, e nella parola di qualcuno. In primo luogo di chi compie una certa azione, in questo caso Jimmy, in secondo luogo di chi ne è stato testimone o ne viene a conoscenza. Marlowe, i suoi interlocutori. Detto altrimenti, il senso di un fatto è sempre qualcosa di soggettivo. Per questo alla narrazione in terza persona dei primi 4 capitoli subentra, a partire dal quinto, una narrazione in prima persona. Una prima persona al tempo stesso una e plurima, che alla stance, cioè la posizione presuntamente oggettiva del romanziere vittoriano, sostituisce quella dichiaratamente soggettiva e plurale del romanziere modernista. In questa transizione si consuma il tramonto, in questa sostituzione si consuma il tramonto di quella fede nei fatti e di quella fiducia nella loro certa e assoluta conoscibilità, che erano state proprie del positivismo ottocentesco e la cui controparte letteraria era stata il realismo del novel, cioè appunto del romanzo realistico ottocentesco. I fatti che il narratore onnisciente dei primi 4 capitoli di Lord Jim si preclude di raccontare sono esattamente ciò che George Eliot aveva chiamato substantial reality, realtà sostanziale, e la cui rappresentazione aveva assegnato, George Eliot, aveva assegnato a compito di una narrativa estranea, virgolette, a ogni vaga forma prodotta dall'immaginazione nelle nebbie del sentimento. Fine della citazione. Dire le cose come sono, as they really are, era stato per George Eliot e per i romanzieri realisti suoi contemporanei il dovere dello scrittore. Basta rammentare questo imperativo e basta rammentare la replica di Conrad a questo imperativo. Le cose come sono esistono soltanto nelle parole. E una replica che suona quasi come un eco dell'arcinota e oggi fin troppo citata frase di Nietzsche: non esistono fatti ma solo interpretazioni. Basta ricordare questo per rendersi conto della svolta epocale impressa da Conrad dal romanzo moderno, passando dal 4° al 5° capitolo di Lord Jim. Un vero e proprio mutamento di paradigma epistemologico affidato al semplice gesto di voltar pagina. E tuttavia non voglio insistere su questo punto, che è un dato ormai acquisito dalla critica conradiana. Ciò che semmai merita di essere sottolineato è che quella svolta epocale Conrad la imprime senza spendere una sola parola di giustificazione o di commento, il che ha indotto qualcuno a dire che insomma, egli non era consapevole di quello che faceva. È ridicolo. Conrad sapeva benissimo quello che faceva, anche se a volte per civetteria fingeva di non saperlo. Però, a differenza di Henry James, il suo cher maître, come lo
amava chiamarlo, Conrad non amava teorizzare, anzi diffidava di ogni teorizzazione, di ogni teoria, specialmente di quelle letterarie. Nelle lettere mostra sempre fastidio per queste teorizzazioni. E basterebbe dimostrarlo, dico fra parentesi, il confronto fra le famosissime prefazioni di Henry James e le note autoriali, note d'autore che Conrad verso la fine della sua vita antepose a un'edizione delle sue opere complete. Chiusa parentesi. Dunque la mossa con cui Conrad inaugurò con Lord Jim quello che Ford Madox Ford, più volte citato da Fausto, avrebbe chiamato il nuovo romanzo, the new novel, Conrad l'affidò al puro e semplice lavoro sulla forma del romanzo. E questo lavoro, condotto per giunta su un materiale indubbiamente esotico, avventuroso da fiction popolare, estraneo a qualunque ambizione di sperimentalismo narrativo, è questo lavoro sulla forma del romanzo a costituire l'aspetto più straordinario di Lord Jim e il tratto più caratteristico, come dire, la sigla del metodo narrativo conradiano. L'introduzione del personaggio di Marlowe serviva però anche a Conrad per risolvere alcuni problemi, come dire, tecnici con cui si era scontrato all'inizio della sua carriera di romanziere, in particolare quello del rapporto fra autore e testo e quello della tempistica letteraria. Ecco, per brevità accennerò solo a quest'ultimo, riservandomi di trattare l'altro, la posizione dell'autore nei confronti del suo testo, che chiamerebbe in causa Flaubert, chiamerebbe in causa soprattutto Maupassant. Ne parlerò poi nella versione scritta del mio intervento. E dunque tempistica letteraria. Ma fin dal suo primo romanzo, Ollmeyer's Folly, La follia di Ollmeyer, Conrad aveva mostrato insofferenza nei confronti di un'esposizione lineare e conseguenziale della vicenda narrata, preferendo alternare analessi e prolessi, moltiplicate poi nel secondo romanzo, Un reietto delle isole, che esce nel 96, analessi e prolessi che certamente non avevano contribuito a rendere agevole la lettura del suo romanzo a un pubblico abituato ad altri e più facili modi di narrare. Ora, proprio l'introduzione di Marlowe come voce narrante legittima le libertà cronologiche che Conrad si era preso, raccontando la sua storia a una piccola cerchia, le sue storie, nei testi in cui compare Marlowe e ricompare, raccontando le sue storie a una piccola cerchia di amici e conoscenti raccolti attorno al tavolo di un pub, è il caso di Giovinezza, sulla veranda di un albergo nel lontano Oriente, è il caso di Lord Jim, durante una gita in barca sul Tamigi, è il caso di Cuore di Tenebra. Marlowe è uno storyteller, nel senso esatto che Walter Benjamin ha dato a questo termine, distinguendo e anzi contrapponendo lo storyteller al romanziere. Marlowe è cioè un narratore orale che, rivolgendosi a un pubblico di ascoltatori, non è tenuto a rispettare la logica causale e temporale della narrazione scritta, perlomeno come veniva concepita allora. Può tornare indietro, andare avanti, divagare, incepparsi, correggersi, ricominciare da capo e così via. Precisamente questo è il tratto più caratteristico e memorabile, vorrei dire lo stile del narrare di Marlowe. E chi meglio di tutti lo ha messo in luce è stato appunto Ford Madox Ford, amico, come avete sentito, e collaboratore per alcuni anni di Conrad, con cui cofirmò alcuni testi, francamente minori. In alcune pagine, ecco, lo ricordo, in alcune pagine del suo libro di memorie conradiane, pubblicato subito dopo la morte di Conrad, rievocando anni di discussioni sul linguaggio e su quella nuova forma di romanzo che, a suo dire, era stato l'obiettivo pervicacemente inseguito da Conrad. Un linguaggio libero dalle polite forms, cioè dalle forme raffinate, appropriate di quell'inglese letterario che
a giudizio di Ford, era assolutamente inadatto all'enunciazione diretta dell'esperienza vissuta e soprattutto una forma narrativa che voleva riprodurre il modo in cui nella vita quotidiana ognuno di noi racconta a un amico incontrato per strada ciò che gli è successo il giorno prima, la settimana prima, il mese prima. E qui bisognerebbe citare, dovrei citare, riportare alcune pagine in cui Ford Madox Ford fornisce qualche splendido esempio di questo modo di raccontare, ma ci porterebbe via troppo tempo. Fra l'altro sono citazioni anche piuttosto lunghe, quindi le possiamo sorvolare almeno in questa sede. Però è precisamente in questo modo che Marlowe racconta le sue storie ai suoi ascoltatori, che Conrad, attraverso Marlowe, le racconta a noi lettori, dandoci la sensazione di essere anche noi degli ascoltatori, ovvero, sempre nelle parole di Ford, di stare non già leggendo un libro, bensì ascoltando la voce di un semplice e modesto narratore, storyteller, che ci sta raccontando e non che sta scrivendo una storia vera. Come dire che Conrad, adottando questa forma di narrazione, riconduce il romanzo, il genere del romanzo, l'arte romanzesca, a quell'atto di parola che è all'origine del narrare. Oltre a questi, ultimo punto che tocco, oltre a questi problemi tecnici, ce n'era però un altro, ben più rilevante e cruciale, davanti a cui Conrad si era trovato quando aveva iniziato a scrivere le sue storie di terre e di mari lontani. Nei primi due romanzi, ambientati nell'arcipelago malese, Conrad non si era peritato, narrando in terza persona, dunque assumendo la stanza dell'autore onnisciente, non si era peritato di enunciare i pensieri, i sentimenti, le emozioni dei nativi. In una pagina del Reietto delle Isole, per esempio, leggiamo che la protagonista, una giovane donna di una tribù del Borneo, sentiva con l'infallibile intuizione di una donna primitiva che eccetera, eccetera, eccetera. Sentiva. Come diavolo poteva Conrad, uomo dell'Occidente evoluto, sapere quali fossero le infallibili intuizioni di una donna dell'Occidente primitivo? E sorvoliamo sull'aggettivo. Non era forse un'illusione la sua, o meglio, non era un atto di presunzione, la stessa che gli detta quasi contemporaneamente un racconto come The Lagoon, il cui protagonista, un giovane malese di una tribù altrettanto primitiva, sempre fra virgolette, racconta in prima persona, ovviamente in inglese, la sua tragica storia d'amore. Ora, che Conrad si rendesse presto conto dell'arroganza etnocentrica di un simile gesto autoriale è testimoniato dal fatto che solo pochi mesi dopo questo racconto ne scrive un altro, lo vedete, Carane, 1897, anche lui, nel quale una pressoché identica vicenda viene narrata dalla voce non dal protagonista, non più dal protagonista malese, ma da un marinaio inglese che riferisce imperfettamente, come lui stesso ammette e dichiara, riferisce quanto ha sentito raccontare dal protagonista. Lo scarto fra i due racconti non potrebbe essere più evidente e più significativo. Ciò che separa il secondo racconto dal primo e che tanto più risalta in quanto le due storie sono talmente simili da apparire quasi varianti l'una dell'altra, è una differenza formale. Ecco di nuovo il lavoro di Conrad sulla forma del narrare. È una differenza formale che segnala la presa di coscienza da parte di Conrad che in un testo bianco occidentale l'altro non può parlare con la sua voce, ma parla sempre e solo attraverso una voce altrui che è quella che l'autore gli attribuisce, che è quella con cui l'autore lo fa parlare.
questa inevitabile, come dire, mediazione diventa esplicita e viene anzi esibita nel secondo racconto in Karain, mentre rimane celata nel precedente The Lagoon, dove la presunta voce del protagonista malese è in realtà quella che Conrad gli ha prestato, o meglio gli ha attribuito. Una voce, quella del protagonista malese di Lagoon, nella quale risuonano tutti i cliché e gli stereotipi con cui l'esotismo europeo fin de siècle si raffigurava gli uomini e le donne del misterioso Oriente. Una voce nella quale, ed è la voce di un malese, nella quale addirittura risuonano i moduli flaubertiani, no? Moduli ternari, eccetera, a cui Conrad amava indulgere all'inizio della sua carriera di scrittore. Stilemi flaubertiani, appunto, nella parola di un primitivo malese. Si dirà che questo è il goffo errore di un narratore alle prime armi, vero, però il goffo errore è anche straordinariamente eloquente. Far parlare l'altro da sé col proprio linguaggio, col linguaggio della propria tradizione culturale, è la dimostrazione che in un testo occidentale l'Oriente non può dirsi con le parole se non con le parole dell'Occidente. E infatti, in una delle pagine finali di Giovinezza, Conrad fa dire a Marlowe: "The East spoke to me." L'Oriente mi parlò, but it was in a Western voice, ma fu con una voce occidentale. Questa è una pagina, e mi avvio a concludere, questa è una pagina che mi è sempre parsa di straordinaria, di eccezionale valore simbolico. Il contesto, lo ricordo per chi non avesse presente la vicenda, è il seguente. La nave su cui il giovane Marlowe, agli inizi della sua carriera, al suo primo viaggio verso l'Oriente, è imbarcato, la nave va a fuoco per autocombustione del carico nel bel mezzo dell'Oceano Indiano. Al comando di una delle scialuppe su cui l'equipaggio si è messo in salvo, Marlowe fa rotta verso la più vicina isola dell'arcipelago indonesiano e la raggiunge senza difficoltà. Entrato in porto nel cuore della notte, si sente interpellare bruscamente, brutalmente, da una voce che lo copre di insulti. Ed è la voce del capitano di un piroscafo inglese che nell'oscurità ha scambiato la scialuppa di Marlowe per una barca indigena. Ecco, quella voce arrogante e sprezzante è dunque il primo suono, la prima parola con cui l'Oriente, quell'Oriente che l'immaginazione giovanile di Marlowe si era fin lì raffigurato con i colori sgargianti dell'esotismo romantico, gli si annuncia. Prima che potessi aprire bocca, l'Oriente mi parlò, ma fu con voce occidentale. Poche ore dopo, alle prime luci dell'alba, ecco finalmente l'Oriente apparire agli occhi di Marlowe. E allora li vidi, la citazione che leggete, e allora li vidi, gli uomini dell'Oriente, mi stavano guardando. Da un capo all'altro il molo era gremito di gente. Vidi i volti bruni, bronzei, gialli. Vidi occhi neri, lo scintillio e il colore di una folla orientale. E tutti quegli esseri mi fissavano senza un mormorio, senza un sospiro, senza un movimento. Fissavano giù le imbarcazioni, gli uomini addormentati che durante la notte erano giunti fino a loro dal mare. Nulla si muoveva. L'Oriente li guardava senza emettere un suono. Ecco, una fila di volti muti e inespressivi, immobili e indecifrabili. Questa è la realtà dell'Oriente. Questo è il muro dell'altro che Marlowe si trova davanti e contro cui si infrangono, non diversamente da quanto accade a Jim, tutte le sue bovaristiche fantasie esotiche nutrite di letture byroniane. Un muro di silenzio che fa apparire grottesche e ridicole, ma al tempo stesso truci e minacciose le parole dell'Occidente, quelle del capitano del piroscafo inglese. Parole
di un Occidente che, avendo occupato lo spazio di quel silenzio, si sente in diritto di riempirlo con la propria voce, che è la voce del padrone. E quel muro, tuttavia, quel muro dell'altro, quel muro, tuttavia, obbliga Conrad a porsi una domanda: come rispettare quel silenzio, come evitare cioè di appropriarsi dell'altro facendolo parlare con una voce non sua, poco importa se ben intenzionata e amichevole. Come fare? E la risposta è semplice: raddoppiando il silenzio dell'altro col proprio silenzio. Nel racconto che Conrad scrive immediatamente dopo Giovinezza, vale a dire Cuori di tenebra, l'altro, impersonato adesso dall'Africa anziché dall'Oriente, semplicemente non parla. È muto, muto e incomprensibile, Marlowe non si stanca di ripeterlo, come i volti dei nativi indonesiani alla fine di Giovinezza. Raccontando la sua avventura africana allo stesso gruppo di amici che era stato il suo pubblico in Giovinezza, in Youth, Marlowe indugia, sì, a descrivere le impressioni che gli hanno fatto i corpi dei neri, i loro volti, i loro movimenti, le loro danze, le loro stesse urla, ma non riferisce mai le loro parole. E questo suscitò decenni fa le rimostranze dello scrittore nigeriano Chinua Achebe, che in un saggio che fece epoca, e uno dei saggi più controversi che siano stati scritti su Conrad, accusò Conrad di razzismo proprio per aver ridotto gli africani a semplici corpi privi di linguaggio. Accusa, se vogliamo, comprensibile data l'identità di Achebe, ma ingenerosa e francamente miope. Marlowe può sì impiegare nella descrizione dei nativi taluni stereotipi della cultura europea che circolavano alla fine dell'Ottocento. Dopotutto Marlowe rimane un uomo del suo tempo, come del resto Conrad era pur sempre un uomo del suo tempo. Ma se Conrad, a differenza di quanto aveva fatto in Carane, non fa parlare i nativi nemmeno indirettamente, non è perché li ritenga incapaci di parola, ma perché farli parlare attraverso la voce di Marlowe, attraverso una lingua che non è la loro, sarebbe stato un atto di espropriazione, direi colonialistica, non diversa da quella economica, sociale, eccetera, a cui Marlowe assiste nel corso del suo viaggio e che Conrad descrive con indignata, sdegnata partecipazione. Del resto non aveva forse detto Nietzsche, citando niente meno che San Gerolamo, che tradurre è sempre conquistare. Davanti all'altro soltanto il silenzio è un atto di riconoscimento e di rispetto. E dunque il silenzio che in Cuore di tenebra avvolge i neri del Congo, se da parte di Marlowe è l'ammissione della sua incapacità di comprenderli, da parte di Conrad è il rigetto di qualunque forma di prevaricazione anche solo linguistica. Proprio non presumendo di poterli far parlare con la propria voce e le proprie parole, Conrad riconosce loro il diritto a un'altra voce e ad altre parole. In fondo, quello che Conrad vuole comunicare ai lettori di Cuori di tenebra, e se non a quelli del suo tempo, certamente a quelli di un tempo a venire, è che la voce dell'Africa, per risuonare nella sua verità, non potrà che porsi al di fuori della voce di Marlowe e della propria stessa voce autoriale, cioè al di fuori di Cuore di tenebra, in un altro testo che parlerà un'altra lingua e sarà il testo dell'altro. Grazie. Allora, grazie a Giuseppe Sertoli di questa lezione sull'evoluzione di Conrad, sia dal punto di vista stilistico che dal punto di vista delle idee, no? Sempre indirettamente che noi troviamo leggendo fra le righe, forse proprio quelle cose che ci ricordava Ciompi, che lui dice: ho messo delle cose in Heart of Darkness che nemmeno i lettori, nemmeno tu riuscirai a capire, no? E lettori come Sertoli scoprono queste cose. No, e la cosa naturalmente interessante è vedere come in questi romanzi
si agitano sotto traccia, perché poi il romanzo in teoria è arte di intrattenimento che si rivolge al pubblico, Conrad doveva vivere, no? Eppure si agitano sotto traccia i grandi problemi, ovviamente anche per questi grandi scrittori del suo tempo, però anche i problemi del nostro, come abbiamo potuto sentire. Adesso è la volta di Nicoletta Vallorani, che è venuta da Milano a trovarci, grazie, e che è professoressa ordinaria di letteratura inglese e studi culturali all'Università di Milano, nonché scrittrice. Si è occupata di tematiche postcoloniali, spesso viste attraverso il rapporto fra letteratura e cinema. E un suo volume uscito nel 2017 si chiama Nessun Kurz, Cuore di Tenebra e Le parole dell'Occidente. E poi c'è un libro dal titolo inglese, The Relocation of Culture, pubblicato nel 2021. E Nicoletta è autrice di diversi romanzi usciti presso Einaudi, Salani, Marcos y Marcos, con titoli come Le madri cattive, Avrai i miei occhi, tutti i romanzi che hanno ricevuto anche dei riconoscimenti. Allora, oggi Nicoletta parlerà di Citizen Kurz, Il cuore di tenebra di Joseph Conrad e Orson Welles. Grazie, grazie. Mi sentite così? Sì? Sì. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Grazie a Giuseppe Sertoli per avermi invitata. Mi fa un po' impressione parlare dopo Sertoli, che come diceva qualcuno prima di me, è il corradiano, non uno dei corradiani, è il corradiano per me, poi non so se è un'opinione condivisa, mi sembrerebbe di sì, e mi fa un po' impressione per ragioni autobiografiche che mi piace raccontare, nel senso che in realtà l'introduzione che Giuseppe Sertoli ha realizzato all'edizione Einaudi, la prima edizione Einaudi di Cuore di Tenebra, è stata la ragione per cui ho deciso di fare ricerca all'università. Non so se è stato un bene o un male per l'università, però per me sicuramente ha rappresentato una svolta. Insomma. Per cui per questo poi, anche se tecnicamente io non mi definirei una conradiana, diciamo che Conrad è all'origine di molte mie ricerche, soprattutto di molti ragionamenti che ho fatto nel corso del mio lavoro fin qui, su come Joseph Conrad abbia di fatto funzioni di fatto come un trampolino per molte tematiche che non solo si legano al moderno, anticipano il moderno per certi versi, ma a mio parere anticipano anche moltissimi, insomma era anche molto evidente dai ragionamenti che ha fatto Sertoli prima di me, anticipano dei discorsi che oggi si fanno tanto sul postcoloniale, su che cosa sia l'altro, su come attribuire parola voce all'altro e su come l'altro rivendichi di fatto a partire da Chinua Achebe una voce sua. Oggi però non vi parlo di questo, vi parlo di più di come parlo più direttamente di come Conrad sia stato di fatto tra gli scrittori più corteggiati dal cinema successivamente alla sua morte, ma sia risultato poi difficilissimo da tradurre, almeno in modo diretto, in un testo cinematografico. Apparentemente Conrad sembra appunto raccontarci dei fatti in modo molto esplicito, in modo molto evidente. Lui dice, poi ci tornerò, voglio farvi vedere, in una delle sue scarse dichiarazioni teoriche, ma in una precisa dichiarazione di poetica, dice I want to make you see. Quello che voglio fare è farvi vedere. Quindi noi ci aspettiamo un tipo di narrazione che si presti naturalmente alla trasposizione cinematografica. In realtà i registi che ci provano, Orson Welles è tra i primi, poi si scontrano con una difficoltà estrema. In altri termini, Conrad è vero che scrive un tipo di narrativa che un critico che è stato già citato, cioè Edward Said, definisce come presentational, cioè una sorta di narrativa che collega direttamente tutto quanto accade a una drammatizzazione, alle circostanze in cui quel che accade, ai fatti che sono stati molto citati. Ci sono però caratteristiche della sua narrazione che invece sono davvero difficili da trasformare in visione, no? Proprio perché questo apparente legame di quel che Conrad scrive con l'immagine che viene evocata dalla scrittura non è così diretto come sembra.
È invece, penso, molto comprensibile e anche epocale che Conrad ponga un'enfasi così precisa sulla necessità di proporre narrazioni che abbiano una componente visuale molto forte, perché questi sono gli anni in cui tanti scrittori corteggiano il cinema che sta nascendo e che quindi sembra ipotizzare delle possibilità di rappresentazione infinite. Lo corteggia James Joyce, che alla fine apre un cinema lui stesso, fallendo miseramente. Virginia Woolf scrive sul cinema, forse quello che riesce meglio ad avvicinarsi alle produzioni cinematografiche è H.G. Wells, scrittore popolare da tutti i punti di vista, considerato popolare anche se molto amico di Conrad. Conrad stesso lo definisce come il realista del fantastico. Sta di fatto però che insomma Wells scrive scientific romances che non possono certamente, almeno all'epoca, essere considerate opere letterarie rilevanti. Ci sono delle ragioni storiche per cui il cinema è così importante per Conrad, ma è così importante anche per diversi suoi colleghi della stessa epoca. E io ve ne cito soprattutto due che sono autoevidenti per tutti, ma insomma anche qua probabilmente dico cose che sapete già, ma magari le organizziamo in modo un pochino sequenziale. Cioè, sappiamo che questi sono gli anni in cui Conrad scrive, alla fine dell'Ottocento, sono gli anni in cui la fotografia si consolida. Che vuol dire si consolida? Vuol dire che è nata prima, però le tecniche della fotografia erano tali per cui non era possibile, per esempio, non era tanto facile portarsi in giro le macchine fotografiche, nel senso che non erano un iPhone, evidentemente, e richiedevano anche, come dire, un investimento economico e anche forza fisica considerevole per utilizzarle, per spostarle, insomma, per rendere realizzabile la fotografia. Alla fine dell'Ottocento le macchine sono diventate portatili, tant'è che anche tante donne diventano fotografe. Margaret Cameron, per esempio, qualcuno di voi l'avrà sentita nominare, una delle prime donne che si dedicano alla fotografia e tra l'altro una delle prime a dimostrare che la fotografia non è mimetica per niente, nel senso che non rappresenta la realtà in modo diretto, mimetico, ma presume un'interpretazione della realtà. E poi evidentemente sono gli anni dei primi esperimenti cinematografici, che sono abbastanza sconvolgenti. Cioè, anche qui la possibilità che si scopre di raccontare una storia attraverso immagini in movimento, per quanto imperfetta, per quanto rudimentale sia, è qualcosa che cambia completamente anche il modo di narrare della letteratura. Quindi qua capiamo perché Conrad a un certo punto pone un'enfasi così significativa sulla necessità di far vedere, di evocare con la parola qualcosa che sia quanto più vicino all'immagine. E d'altra parte alcune tecniche che saranno poi tipiche del cinema sono anticipate, non passano dalla letteratura. Equivalenti della dissolvenza compaiono spessissimo nei romanzi di Virginia Woolf. La focalizzazione, la narrazione in flashback è un tipo di espediente che verrà usato spessissimo nel cinema, nel nascente cinema. Insomma, ci sono delle modalità, delle equivalenze negli stili letterari che facilmente rimandano alla strumentazione della narrazione cinematografica. Però c'è un piccolo problema. E anche questo ci aiuta ad avvicinarci a Conrad. Quando il cinema nasce non ha voce, cioè è fatto di immagini, ma la voce è esterna, la voce, la musica, insomma l'accompagnamento sonoro del cinema è qualcosa che non è direttamente legato all'immagine. E la voce esiste, ma è affidata a un altro tipo di tecnica, cioè al fonografo, anch'esso molto usato. Qui sono questi due pezzi, il corpo e la voce, che sono ancora staccati. Ed è qualcosa che noi riscontriamo nelle narrazioni conradiane, no? Quest'idea che è molto evidente a mio parere in Heart of Darkness, perché noi per esempio appunto in Cuore di Tenebra incontriamo il narratore all'inizio della storia e non è il narratore, e il corpo che vediamo di questo narratore non è lo stesso che incontreremo nel corso della storia, perché il Marlowe seduto sul Ponte degli Anelli, che racconta da altri 5 ascoltatori la vicenda che ha vissuto, è un Marlowe vecchio, anzi ormai anziano. La storia che sta raccontando, che sta per raccontare, è una storia che è lontana nel tempo e che lui ha vissuto da giovane.
Quindi ascolteremo una voce che è scorporata, che è separata dal corpo al quale appartiene. Mi viene di pensare, questa però è una cosa su cui riflettevo mentre ascoltavo i miei colleghi, che forse un pochino in queste scelte, in questa scelta letteraria di Conrad, che così spesso si affida a una voce narrante, che molto spesso è Mallo stesso, c'entri anche il fatto di usare come sua voce letteraria una lingua che non è la sua, nella quale sogna anche, appunto, però non è la sua. La sua voce letteraria è scorporata dalla lingua madre che avrebbe dovuto parlare e che non usa più da tempo. E poi, appunto, un'altra notazione che forse vale la pena di fare, che ci collega al cinema, è che lasciato a se stesso il cinema sarebbe immerso nel silenzio. E anche qua c'è un discorso importante, ci sarebbe un discorso importante da fare sulla rilevanza del silenzio nei romanzi di Conrad. E anche qua torniamo a Giuseppe Sertoli quando dice che il silenzio appartiene al linguaggio, fa parte del linguaggio, no? Si genera nello stesso luogo e con lo stesso atto con cui e in cui si genera la voce, che è assolutamente uno dei principi importanti, secondo me, della narrativa conradiana. Allora, vediamo un po' che c'entra Joseph Conrad con Orson Welles. C'è un legame profondo tra i due, un legame che Orson Welles rileva spessissimo nella sua autobiografia, che di fatto è una lunghissima intervista con un altro regista, Peter Bogdanovich, nel quale lui spessissimo dice: io sono fatto per Conrad, io sono nato per raccontare Conrad, tra me e Conrad c'è una similarità profondissima. E però questa cosa si scontra col fatto che in realtà Orson Welles non ci riesce a realizzare un adattamento cinematografico di Cuore di Tenebra, non ci riesce direttamente, ci prova più volte a realizzare una sua versione di Heart of Darkness, e la prima tappa è appunto rappresentata da questa trasmissione che vedete qui sulla slide, di questa puntata di un programma che Orson Welles teneva alla radio, al Mercury Theatre on the Air, e che si chiamava significativamente First Person Singular, è l'io narrativo, no? Per cui Orson Welles, che tipicamente, un po' come Conrad, è molto convinto delle sue possibilità e si mette al centro della narrazione, quindi è sempre lui che narra, è sempre il suo io che è al centro della narrazione. In questa serie di trasmissioni prende alcuni romanzi ottocenteschi e li adatta per la radio. Allora, ne avete sicuramente sentito parlare perché una di queste trasmissioni, peraltro di poco precedente all'adattamento di Heart of Darkness, è l'adattamento di The War of the Words di H.G. Wells, mandato in onda la notte di Halloween, e dove si racconta dell'invasione aliena della Terra, ma questa volta, mentre Wells, per Wells l'invasione aveva luogo a Londra, per Orson Welles l'invasione ha luogo a New York. Il problema è che la trasmissione fu mandata in onda come se fosse un giornale radio, e quindi si scatenò il panico a New York, per cui tutti pensarono che fosse davvero in corso un'invasione aliena, tentarono di allontanarsi dalla città, insomma fu una situazione veramente difficile da governare. Orson Welles giura di non averci pensato, di non averlo fatto volontariamente, nessuno ci crede, ma quello che conta ai nostri fini è che quando Orson Welles decide di realizzare questa trasmissione radiofonica è già molto famoso, lo fa subito dopo, nel novembre del 1938, e il suo nome è già finito su tutti i giornali. Non necessariamente come regista, perché in realtà come regista di cinema diventerà famoso più tardi. Adesso Orson Welles realizza soprattutto trasmissioni radiofoniche, questa in particolare, e poi opere teatrali. Ci sono diverse esperienze teatrali precedenti che sono rilevanti, soprattutto shakespeariane, che sono rilevanti poi nel tentativo di trasformare Conrad, in particolare Heart of Darkness, in un'opera cinematografica. Tra parentesi, quando il primo tentativo di realizzazione di un film tratto da Cuore di Tenebra ha luogo in Europa, mentre Orson Welles sta cercando di mettere in scena l'Otello. Quindi moltissime delle opere praticate fino a questo momento, anche successivamente da Orson Welles, sono opere shakespeariane e hanno a che fare appunto con l'alterità, con la differenza e con questa difficoltà a definire l'altro, del quale anche Giuseppe Sertoli ci ha molto parlato.
Ultima cosa che è rilevante e che insomma è significativa per le esperienze successive e per il lavoro successivo che Orson Welles fa è la sua la rilevanza che anche nella trasmissione radiofonica Orson Welles dà al fatto che quello che sta raccontando è una testimonianza. Naturalmente, dopo la trasmissione sulla Guerra dei Mondi, cioè, è inevitabile che questa enfasi sul testimone, sul valore del testimone, si appoggi anche al successo di quella trasmissione. Però è anche qualcosa che sta dentro il mandato conradiano, che insomma, soprattutto in Cuore di Tenebra, Conrad ci mette davanti un narratore che dice: quello che vi racconto io l'ho visto, quello che vi racconto è qualcosa che io ho vissuto. Poi, come dire, questa testimonianza viene messa in dubbio da una quantità di altri dettagli, però insomma il punto di partenza è esattamente questo. La seconda tappa è appunto il tentativo concreto di realizzare un film, no? Da Cuore di Tenebra, che di fatto assume una prospettiva di realizzabilità nel 1939 ed è naturalmente una diretta conseguenza della popolarità che Orson Welles aveva assunto attraverso la radio. Ed è a questo punto, esattamente il 21 luglio del 1939, che la RKO, che è una delle case produttrici hollywoodiane più importanti e più famose, decide di firmargli un contratto, di proporgli un contratto. Il produttore peraltro è George Schaeffer, uno dei più importanti produttori hollywoodiani, e di fatto questo è l'inizio della carriera cinematografica di Welles, anche se in realtà questo progetto, come sappiamo, non va in porto. Orson Welles ci tiene moltissimo, tant'è che decide di firmare lui stesso la sceneggiatura. Lo fa anche con una certa protervia, dicendo appunto quello che vedete scritto: There's never been a Conrad movie, non c'è mai stato un film davvero conradiano, per la semplice ragione che nessuno l'ha mai fatto come era scritto. È assolutamente l'ingenuità di chi non ha mai messo mano a un romanzo di Conrad per realizzarlo in film, perché in realtà quello che Orson Welles prova a fare e fallisce miseramente è realizzare un adattamento che sia assolutamente fedele al testo conradiano, terribly loyal to Conrad. Quindi sostanzialmente la sceneggiatura mantiene un po' tutte le caratteristiche che erano, o almeno aspira a mantenere le caratteristiche del testo conradiano, per cui prima di tutto la narrazione ci sarà una voce fuori campo che racconterà la storia in prima persona, e questo vorrà dire inevitabilmente che l'occhio di Marlowe coinciderà con l'occhio della macchina da presa. Pensiamo alla strumentazione tecnica del cinema negli anni 40, però, nel senso che girare un film nel quale l'occhio di Marlowe, cioè del narratore, coincida perfettamente con la macchina da presa, significa che chi parla deve avere la macchina da presa fissata sul torace, cioè non è, voglio dire, non c'era la strumentazione di oggi, per cui è una soggettiva totale quella che viene proposta. In sostanza un film in presa diretta dove non ci saranno tagli e non ci sarà montaggio, quindi un'unica ripresa sostanzialmente dall'inizio alla fine, che non dovrà mai essere interrotta, ed era stato lo stesso procedimento che Orson Welles aveva usato alla radio, solo che alla radio era risultato possibile. Parlava solo lui, non c'era stato nessun montaggio, una straordinaria presenza scenica anche in termini di voce, quindi era riuscito a realizzare questa operazione che lui riteneva intimamente conradiana. Al cinema, come dire, la cosa si presenta un pochino più difficile, anche in relazione, e cioè questa difficoltà anche è dovuta al senso di proprietà assoluta che Orson Welles esercita sul testo conradiano. Alla sceneggiatura non vuole che metta mano nessun altro. Il suo punto di vista è assolutamente primario, prioritario, e insomma lavora Orson Welles essenzialmente da solo. Perché fallisce questo tipo di operazione? Beh, per una serie di motivi. Alcuni sono tecnici e sono legati allo stato della tecnica del cinema negli anni di cui parliamo, e anche alle aspettative
del cinema in questi anni, cioè come rileva Bogdanovich stesso, come rilevano altri critici che si occupano di questa impresa di Orson Welles, la soggettiva in quegli anni non è una procedura tipica del cinema hollywoodiano. Ci si aspetta che ci siano più punti di vista. Ci si aspetta che ci siano più punti. Non è una telefonata per me. Inoltre, quello che prevede questo progetto è che la macchina da presa sia come inesistente, no? Che sia un oggetto neutrale, un oggetto soltanto funzionale a una certa modalità di alla rappresentazione. In realtà noi sappiamo bene che non è così, lo sappiamo già dalla fotografia, nel senso che la macchina da presa è uno strumento, certo, ma la posizione, il punto di vista, lo sguardo di chi usa la macchina da presa ne distruggono inevitabilmente la neutralità. In altri termini, cioè per dire in termini più semplici, la personalità di Welles inevitabilmente si sovrapporrà alla personalità di Conrad e a quella di Marlowe. Infine, come sono messa con i tempi? Infine, il narratore deve esercitare una totale trasparenza dello sguardo. Insomma, ci deve essere una capacità impossibile per il cinema in quegli anni, ma impossibile anche oggi, di trasformare in immagini integralmente la narrazione conradiana, e questo per Welles si verifica di una difficoltà estrema. Si rivela di una difficoltà estrema. Poi ci sono problemi storici, nel senso che vi dicevo prima che Orson Welles nel frattempo sta realizzando una messa in scena, un adattamento teatrale dell'Otello di Shakespeare, e lo sta facendo in Europa. Nel frattempo, proprio negli stessi anni in cui lui firma il contratto, la Germania firma anche il patto di non aggressione con l'Unione Sovietica e invade pure la Polonia. Questo determina anche grossi problemi di casting, quindi di raccolta, di selezione di quelli che avrebbero dovuto essere gli attori del film, e questi problemi, che riguardano peraltro anche l'Otello, non vengono mai risolti a causa dell'ascesa del nazismo, che è degli stessi anni. Per cui a questo punto diventa difficile realizzare il film, il progetto viene dichiarato concluso e insomma accantonato, più che dichiarato concluso, per essere ripreso successivamente, cosa che nei fatti così in modo diretto non avverrà. C'è una difficoltà obiettiva, conclude Orson Welles, ad adattare Conrad come tale. È veramente utile però fare questo tipo di esperimento per Orson Welles, perché questo gli consente di individuare qual è la questione che gli interessa di più affrontare a partire dal testo conradiano, e questa questione verrà affrontata in effetti in anni successivi. Ed è una questione centrale per Conrad, no? E anche per Welles, ovvero la rappresentazione dell'ambiguità del potere. Naturalmente dobbiamo tenere presente che questo tipo di considerazione storicamente coincide anche col fatto che Orson Welles, trovandosi in Europa e anche poi quando torna negli Stati Uniti, perché i fatti cominciano a interessare il mondo intero e il nazismo sta prendendo il potere, e c'è un discorso sul percorso che porta Hitler a prendere il potere, che è storicamente molto importante, sul quale Orson Welles riflette parecchio e del quale cerca di dare una rappresentazione cinematografica. Ed è a questo punto che arriviamo alla terza tappa di questo ragionamento su Conrad, che è rappresentata appunto dalla realizzazione di Citizen Kane, film naturalmente diverso, nel quale però di fatto Orson Welles utilizza le intuizioni che aveva avuto, che avrebbe voluto applicare alla realizzazione di Cuore di Tenebra, però smussa alcune sue posizioni. Per esempio, in questo caso decide da subito che la sceneggiatura non sarà solo sua, perché come dichiara appunto nella sua autobiografia, cioè nel volume che citavo prima, nella lunga intervista con Bogdanovich, si è reso conto a questo punto di essere troppo affascinato da Conrad per essere obiettivo, per riuscire a realizzare qualcosa che riesca a rendere lo spirito della narrazione conradiana, per cui viene affiancato da Houseman e Mankiewicz, che sono due degli sceneggiatori più importanti in questo periodo nel cinema hollywoodiano. Inoltre,
le tecniche che erano state pensate per Heart of Darkness vengono utilizzate anche per Citizen Kane, vengono applicate anche a Citizen Kane, e poi dopo vedremo, anzi forse vediamo subito in maggiore dettaglio in che modo Orson Welles eredita, riprende la sceneggiatura mai realizzata e la riporta, ne riporta delle caratteristiche nella versione, insomma, in questo film, un nuovo film. Soprattutto la sceneggiatura mai realizzata di Heart of Darkness prevedeva un prologo che non c'è naturalmente nel testo corradiano, e che è un prologo di natura cinematografica, cioè in teoria il film doveva aprirsi su uno schermo nero e alcune immagini che venivano presentate successivamente, che adesso non sto a descrivervi, dovevano servire a convincere chi guardava, lo spettatore, che quella era effettivamente una testimonianza, che quello che sarebbe stato raccontato era una storia assolutamente vera e che lo spettatore o la spettatrice dovevano identificarsi completamente con quello che stava accadendo sullo schermo. Nello stesso tempo il prologo doveva istituire un enigma, creare un mistero, creare un'aspettativa. Allora, questo tipo di cornice viene utilizzata, è la cornice che apre anche Citizen Kane. Allora, se abbiamo tempo, io lo farei vedere, perché in effetti non so quanti. Citizen Kane in italiano è il quinto potere, non so quanti, scusate, quarto potere, ne ho aggiunto uno. Quarto potere, penso che tutti l'abbiate visto, però magari è utile. Se riusciamo, ne vediamo un pezzettino. È in inglese, ma tanto non ci sono, praticamente non si parla, quindi. Sostanzialmente il film si apre con questa come dire, sequenza del tutto misteriosa e questo graduale avvicinamento a partire dal cancello a un luogo assolutamente recluso, un palazzo. Progressivamente ci avviciniamo sempre di più a una stanza, quella che sembra una stanza da letto, sul quale è distesa una persona. E quello che vediamo adesso è l'oggetto misterioso che rappresenta la chiave di lettura di tutto il film. Dopodiché c'è un primo piano sulla bocca e c'è una parola che ci guiderà per tutto il film, appunto Rosebud. Allora, quello che dice Orson Welles è quello che in realtà noi percepiamo anche soltanto vedendo il film, avendo letto Cuore di Tenebra, è che questo Rosebud è del tutto affiancabile
come funzione, come senso, come modalità di innesco di un mistero al the horror che Kurtz pronuncia giusto prima di morire, che saranno le uniche parole che gli sentiremo dire. La collocazione di questo espediente, naturalmente nel caso di Orson Welles, è all'inizio del film ed è funzionale allo sviluppo della vicenda, nel senso che lo spettatore tutto il tempo si chiederà che cos'è Rosebud e lo scoprirà soltanto alla fine del film. Però serve anche a innescare una parentela con il testo conradiano, anche perché poi il personaggio che ci verrà presentato è una versione aggiornata di Kurtz, del Kurtz conradiano, che era anche lui un po' come Citizen Kane, era anche lui appunto un solitario, un uomo innamorato del potere e nello stesso modo in cui Kurtz era un ex idealista reso folle dalla brama del lavoro e del potere personale, anche Kane nasce come editore e vorrebbe trasformare l'editoria, questa sua missione editoriale, in qualcosa di positivo, ma poi in realtà come editore del New York Enquirer si trasforma in un personaggio estremamente negativo, interventista, guerrafondaio e aspirante uomo politico. Insomma, ci ricorda qualcosa di questa contemporaneità americana. Kane di fatto anche nel nome è assolutamente, vabbè, qua poi ci torniamo, è assolutamente simile al profilo di Kurtz. Anche lui è un enigma che non viene sciolto, anche di lui sentiamo parlare, anche intorno a lui ci sono carteggi, carte, documenti, lettere, telegrammi, pareri di amici, ma nessuno riesce davvero ad avvicinarsi a questo personaggio. La sola cosa che scopriamo alla fine è che appunto anche Kane è rimasto profondamente legato a qualcosa che rappresenta la sua infanzia e soltanto alla fine scopriremo che cosa è Rosebud. L'enigma è in effetti che viene istituito all'inizio, è ciò che ci conduce dall'inizio alla fine del film. E anche nel caso di Citizen Kane, le strategie che vengono, è lo stesso Welles a dire che le strategie che aveva pensato per Cuore di Tenebra vengono assolutamente trasferite, moltissime di esse nel film. E qui c'è il discorso, in questa slide vedete il discorso che ho un po' anticipato sul prologo. Lo schermo nero all'inizio del film è assolutamente mantenuto, è uno schermo nero lunghissimo che davvero spessissimo la platea pensa che appunto ci sia un guasto, cioè che il film non inizi e che insomma ci sia un problema proprio di proiezione. E questo attira moltissimo l'attenzione, induce gli spettatori a concentrarsi su quello che sta per accadere. È insomma la stessa penombra che vediamo all'inizio di Cuore di Tenebra, lo stesso crepuscolo nel quale è immersa la conversazione che ha luogo sul Ponte dell'Anelli e in questa conversazione, nel silenzio di questa conversazione, sentiamo prendere forma la voce di Mallo e il suo racconto. Conclusioni. Abbastanza ovvie, abbastanza evidenti. Kurtz e Charles Foster Kane sono in realtà personaggi molto simili, entrambi nascono come figure istituzionali, vengono presentate come figure pubbliche, figure che hanno un ruolo dentro a istituzioni e che però di questo ruolo fanno uno strumento di potere, di cui tutto il ragionamento che Wells in modo più esplicito, Conrad in modo meno monologico, insomma più articolato, fanno sulla gestione del potere, sulla possibilità di prendere una strada sbagliata. Conrad, lo sappiamo, parla esplicitamente di Kurtz come qualcuno che ha attraversato il confine, no? To step over the edge, come dice in Cuore di Tenebra. Nel caso di Kane, di Charles Foster Kane, questo passaggio è meno esplicito, meno chiaro, più graduale, non ha una forma molto precisa, ma è altrettanto indubbio che Kane diventa un personaggio negativo, non lo è dall'inizio, ma lo diventa. Le scene della morte sono molto simili, anche se collocate in momenti diversi nel film, e la struttura portante dell'intreccio è l'istituzione di un enigma che in realtà non viene mai sciolto completamente. Come concludiamo questo percorso? In realtà sono stati scritti fiumi di libri sugli adattamenti cinematografici da Conrad e riguardandoli un po' prima di venire
di partecipare a questo incontro. È abbastanza evidente che i film che sono, anzi è molto evidente che i film che sono riusciti, che i film che sono falliti miseramente sono tutti quelli che hanno tentato di rendere Conrad così come è scritto. C'è per esempio un film realizzato con grandi investimenti che si chiama proprio Heart of Darkness, il cui regista era Nicholas Roeg, peraltro direttore della fotografia, quindi anche uno che avrebbe dovuto capire l'importanza della luce nella scrittura conradiana. E lì la sceneggiatura è identica, ci sono pochissimi cambiamenti rispetto al romanzo. I dialoghi sono mantenuti assolutamente identici, ma per motivi che nessuno è mai riuscito a capire, il film è realizzato nella luce abbagliante del giorno, per cui la sfumatura dei contorni, la poria della vista così importante in Conrad è sempre mantenuta in Citizen Kane e anche nella sceneggiatura non realizzata di Orson Welles. Lì scompare assolutamente. Il film è orribile, non vedetelo mai, nel senso che proprio non vale la pena, non è proprio riuscito. Mentre invece film che riescono di più, soprattutto in riferimento a Heart of Darkness, sono quelli che si allontanano dal testo, che lo riconfigurano, che se ne allontanano talmente tanto da non citarlo neanche a volte nei crediti. Apocalypse Now, che secondo me è la versione più fedele, la versione cinematografica più fedele a Heart of Darkness, nel primo montaggio non c'erano neanche i crediti a Cuore di Tenebra, non veniva riconosciuto come un testo fonte, nonostante fosse del tutto evidente in questo Colonel Kurtz e anche nella figura di Willard, che di fatto è un mallo ricontestualizzato. Farlo direttamente come era stato scritto da Conrad è assolutamente impossibile, forse a questo punto anche il cinema si è rassegnato a questa evidenza. E grazie. Grazie a Nicoletta Valorani di averci raccontato questo episodio significativo con un altro genio della narrazione, dell'immagine, cioè Orson Welles, soprattutto un grande attore, no? È interessante perché questi adattamenti cinematografici, che poi naturalmente non hanno spesso niente a che fare con le opere, però hanno a che fare in quanto ci dicono delle cose sull'adattabilità, e delle volte anche con delle sorprese, perché alcuni testi che sembrano pochissimo adattabili, come i romanzi di Henry James, oggi citato più di una volta, hanno avuto fortunatissime no, versioni cinematografiche, altre opere che invece si penserebbero le opere marinare e così via, adattabilissime, e invece no, è un fallimento, cioè non sono. Allora questo naturalmente ci fa capire qualche cosa sulla struttura di questi romanzi, no? E ci dice qualche cosa, insomma, sulla semplicità o complessità della loro, nel caso di Conrad, probabilmente sulla complessità estrema delle sue tecniche narrative che rendono molto sfuggente, molto difficile proporne delle altre versioni, se non in una maniera completamente appunto libera e irrispettosa, in quanto tale rispettosa. Luisa Villa, la nostra amica Luisa Villa, membro effettivo, socia effettiva della nostra accademia, è professoressa ordinaria di letteratura inglese nell'Università di Genova, si è occupata di letteratura dell'Ottocento anche di Henry James, per cui e ha studiato soprattutto la narrativa, George Eliot, George Gissing, James, Conrad, Kipling, Olive Schreiner e più recentemente Benjamin Disraeli e il romanzo Silver Fork, l'estetismo e il decadentismo, le rappresentazioni delle guerre coloniali e il dibattito sull'imperialismo britannico in età tardo-vittoriana. E Luisa Villa ci parlerà di Victory, padri, figli e tempeste. Benvenuta. Allora, grazie a Giuseppe per aver organizzato questo evento, per avermi voluto coinvolgere, anche se io non sono assolutamente una conradiana doc. Conrad l'ho studiato ogni tanto nel corso di ormai alas una lunga carriera. Per questa occasione ho colto l'occasione per rileggere un romanzo sul quale non ho scritto.
con l'ambizione magari di riuscire poi a scrivere qualcosa per insomma, per una versione a stampa. Per il momento, anche per una serie di complicazioni recenti, non posso dire di portarvi i risultati di una ricerca, ma casomai l'inizio di una ricerca. Victory è un romanzo che non credo abbiate letto, cioè a parte i conradiani, forse mi sbaglio, ma penso che non lo abbiate letto. Fa parte di quella fase tarda della narrativa conradiana di cui che è stata ricordata come la uncongenial phase, dove Conrad introduce la figura femminile, il tema, insomma, per così dire, perché poi il tema dell'amore è abbastanza difficile anche da vederlo in Victory, ma i lettori comuni, la maggior parte l'hanno letto così questo romanzo. E quindi sappiamo che ci troviamo lì verso la fine della carriera di Conrad. Qual è che devo? Destra. Ok, allora una breve presentazione perché appunto non penso che conosciate, almeno non tutti conosciate il romanzo. Questo è un romanzo che è stato completato dall'autore nel maggio del 14, pubblicato a guerra iniziata, ed è forse, dal mio punto di vista, forse l'ultimo grande romanzo, mi sbilancio, grande romanzo di Conrad. Suscitò reazioni miste da parte della critica, ci sono e tuttora ci sono gli estimatori e ci sono coloro che non l'hanno apprezzato. In genere i suoi detrattori lo ritengono corrivo al gusto popolare, ecco, sostanzialmente. Come d'altra parte la vistosa copertina della prima edizione inglese del romanzo suggerisce, ecco, un testo abbastanza così di gusto popolare. Mentre invece l'epigrafe che lui sceglie per la medesima edizione, tratto dal Comus di Milton, che non è l'opera più famosa di Milton, è un'opera raffinata, un masque di corte, naturalmente noto soltanto ai raffinati, diciamo così, lettori, segnala, ecco, un altro aspetto di questo testo. Ecco, quindi un tratto diametralmente opposto, la presenza di riferimenti letterari molteplici più di quanto normalmente possa capitare in un testo conradiano. Andiamo avanti. Insomma, ecco, infatti ho sbagliato. E la prova del suo successo, diciamo, di pubblico è legata al fatto che è data anche dal fatto che subito dopo la guerra fu fatta una prima versione cinematografica, e poi ce ne sono altre, di un regista francese che si era trasferito in America. E sempre nello stesso anno ci fu anche una versione teatrale di questo testo, che vedete era diventata così popolare da guadagnarsi persino una divertente vignetta, adesso non c'è tempo per analizzarla e commentarla, su Punch. Quindi era un testo e anche un play di un certo successo. Diciamolo subito, la storia che viene raccontata in Victory è una storia impossibile, ecco, diciamo proprio stranissimo. Semplificherò alquanto giusto per darne un'idea. Mi scuseranno quelli che lo conoscono perché sanno che ne do un travestimento, ma richiamando solo alcuni fatti. Il protagonista è un nobile svedese, di famiglia nobile svedese, tal Axel Heist, un eccentro aristocratico che dopo la morte del padre, filosofo schopenhaueriano che gli ha insegnato a diffidare della vita, ha preso la via dell'Oriente e per alcuni anni è andato pigramente alla deriva nell'arcipelago malese. Al momento in cui la storia entra nel vivo,
abita su un'isola in compagnia di un solo servo cinese tra le rovine di un insediamento minerario di cui per pochissimo tempo è stato il direttore, ma poi l'impresa è fallita e diciamo così l'insediamento minerario si è svuotato completamente. Una delle prime cose che apprendiamo su questo luogo, su dove stiamo, è che non troppo distante da questa isola c'è un vulcano attivo che erutta lava e che la notte appare come the end of a gigantic cigar, come la punta di un gigantesco sigaro acceso, un'ingombrante immagine fallica che immediatamente mette in evidenza la piccolezza dei sigari che Heist fuma nella notte, più volte richiamati nel testo. Questo rilievo montuoso favorisce l'accumularsi delle nuvole in quella zona dell'arcipelago e dunque le tempeste che fanno, e quindi favorirà poi la tempesta che fa da sfondo al finale del romanzo. Ad un certo punto entriamo, diciamo, nel vivo dell'azione dopo aver appreso vari fatti relativi alla vita di Heist nella regione. Heist fa visita in un'altra isola, in una cittadina reale, per sbrigare alcuni affari su Rabaia, e qui conosce una ragazza che suona in una banda, in un'orchestrina femminile, e che viene molestata, diciamo così, dal proprietario dell'albergo presso quale Heist risiede, presso quale l'orchestrina si esibisce. Il compassionevole Heist prende a cuore la ragazza, la sua situazione, ne organizza la fuga e la porta sull'isola. Per vendicarsi, Schoenberg, il proprietario dell'albergo che aveva delle mire appunto su questa ragazza, induce 3 banditi, Pedro, Martin Riccardo e Mr. Jones, a recarsi che passavano da quelle parti e che insomma stavano nel suo albergo impensierendolo alquanto, li persuade favoleggiando di un tesoro nascosto, gli illeciti profitti del perfido Heist. Ed è qui che, diciamo così, lo scarto, no, rispetto al regime realistico della verosimiglianza si fa più marcato. I 3 cattivi sono cattivi iperbolicamente tali. Uno, definito lo spettro, è un gentleman inglese magrissimo, nevroticamente, istericamente orripilato dal genere femminile. Un altro viene chiamato ripetutamente il gatto trasformato, quindi un gatto trasformato in un uomo selvatico, astuto, crudele e sessualmente rapace, Riccardo. E infine un bruto subumano irsuto con tanto di zanne, cioè un ex cacciatore di coccodrilli a nome Pedro. Sembrano le parti scisse deformate di noi che estroflesse possiamo incontrare in certi sogni, o forse soltanto nei sogni, così come ce li rappresenta Hitchcock, non lo so, quel tipo di personaggi lì. Figurazioni allegoriche di potenziali aspetti del sé, nel nostro caso di Heist, probabilmente. Oggi potrei, rileggendolo in questi giorni, in queste ultime settimane, mi è venuto quasi da rappresentarmeli come personaggi da cartone animato. Ecco, questo per darvi un'idea a chi non l'ha letto. Heist arrivano sull'isola fortunosamente, Heist li raccoglie e accoglie con la consueta cortesia, loro si fanno ospitare, lo osservano, lo spiano in attesa di scoprire dove è nascosto il suo tesoro e poi farlo fuori. La giovane Lina, la ragazza che lui ha portato sull'isola e che è diventata la sua amante, la sua, diciamo così, compagna, avendo compreso il pericolo, cerca di aiutarlo, fingendo di cedere alla corte di Riccardo con l'obiettivo di disarmarlo. Una situazione che Heist fraintenderà, almeno per un attimo, credendo che lei lo stia tradendo, in una sequenza che fa tutt'uno poi con la catastrofe finale.
Alla fine muoiono tutti, muoiono i cattivi, ma muore anche Lena, colpita da un proiettile vagante, ma felice perché è riuscita a disarmare Riccardo e quindi pensa di avere salvato l'uomo che ama, e Heist si suicida lasciandosi morire in una sorta di gigantesca pira funeraria per Lena, un fuoco che divora quello che rimaneva dell'insediamento minerario. Ho detto una storia assurda, impossibile. Ma detto questo, e l'ho riletto adesso per l'occasione, un romanzo straordinario. Un romanzo che nonostante questa storia assurda ci tiene avvinti e più diventa assurda, più l'ultima parte, c'è una suspense, non so, una tensione veramente notevole, veramente incredibile. E che secondo me questo romanzo porta in primo piano aspetti e rovelli dell'immaginazione conradiana che erano rimasti sotto traccia o erano un po', come dire, marginalizzati nelle opere famose, nelle opere precedenti. Emana una marea di suggestioni e di alcune di queste adesso vi parlerò brevemente. Ovviamente, come immaginerete dal titolo, il mio tema è il padre e i figli, diciamo così, l'impronta che determinate costellazioni familiari lasciano sull'immaginazione degli scrittori. Nella mia esperienza questo soprattutto si nota nel modo in cui le trame vengono congegnate. Ok, quindi una imago paterna, l'imago paterna che sta al cuore dell'immaginario conradiano è quella di un padre intellettuale, un padre che scrive, un padre vedovo, malato, ma soprattutto sconfitto, che muore precocemente non prima di aver provveduto alla distruzione dei suoi manoscritti. Conrad lo evoca in maniera inequivocabile in uno scritto del 1919, la nota dell'autore che nell'edizione standard, nella Uniform Edition, precede A Personal Record, di cui abbiamo già parlato, un'opera autobiografica di reminiscenze della sua famiglia, della sua formazione scolastica in Polonia, di come prese la via del mare e come iniziò a scrivere. Apollo Korzeniowski, il padre di Conrad, poeta, traduttore, critico letterario e patriota, era morto nel 1869 all'età di 49 anni, quando il giovane Joseph aveva allora 12 anni. Questo è il passo che ci interessa. Ciò che mi aveva colpito molto più intimamente del suo funerale, di cui ha parlato prima, fu la distruzione dei suoi manoscritti, un paio di settimane prima della morte. Fu effettuata sotto la sua supervisione. Mi era capitato di arrivare nella sua stanza un po' prima del solito, quella sera, e non ricevendo alcun cenno, rimasi a guardare mentre l'infermiera alimentava le fiamme nel caminetto. Mio padre sedeva in una poltrona sorretto dai cuscini. È l'ultima volta che lo vidi fuori dal letto. Non mi pareva un uomo disperatamente malato, piuttosto mortalmente stanco, un uomo sconfitto. Quell'atto di distruzione mi toccò profondamente per la sua aria di resa. Ora, la cosa interessante di questo, tanto è interessante che sia nella Author's Note, che viene scritta molto tempo dopo e non nel personal record. L'altra cosa interessante è che questo ricordo così vivido nella mente di Conrad, che lo racconta dopo 50 anni sostanzialmente dai fatti, non corrisponde, o comunque non corrisponde completamente al vero. Non risulta infatti che Apollo abbia distrutto sistematicamente tutte le sue carte. Conrad stesso lo aveva riscontrato con stupore quando si era recato in Polonia nel luglio del 1914, dopo aver finito Victory. Apollo, che distrugge tutti i suoi manoscritti, è quindi un ricordo almeno in parte falsificato. Conrad aveva scoperto che molti manoscritti del padre erano nella biblioteca dell'Università di Cracovia. Quindi
questo padre, questo ricordo è un ricordo in parte falsificato. Il prodotto, direbbe Freud, della tendenziosità della memoria, che manipola a nostra insaputa i ricordi per occultare i contenuti emotivi, i vissuti ad essi collegati. In genere questo lo fa a fine di rimozione, dice Freud, per celare contenuti emotivi più perturbanti o spiacevoli. Ora, naturalmente, noi non sappiamo, sarebbe anche presuntuoso dire quali sono questi contenuti più spiacevoli di questo che Conrad nasconde dietro a questa immagine del padre che distrugge tutti i suoi manoscritti. Ci accontentiamo di questo ricordo fondativo dell'immaginario conradiano, come ho detto, escluso nel personal record, e che può emergere a valle del completamento, si direbbe a valle del completamento di Victory e della scoperta che appunto si tratta di un ricordo parzialmente falso o falsante. Questo padre debole, incidentalmente, è un padre che si incontra abbastanza spesso nelle biografie o nell'immaginario degli scrittori di fine Ottocento. Può essere variamente definito, cioè può essere il padre che è morto molto giovane, può essere il padre che è fallito economicamente, può essere il padre semplicemente che magari è a sua volta un po' artista, un po' che si chiama fuori, insomma, dall'agone della vita attiva, come per esempio era il padre di Kipling. Questo è un esempio che facciamo, che può collegarsi a questo. Ora, nel caso di Conrad questo è particolarmente evidente. Si tratta di un padre ingombrante proprio in ragione della sua debolezza. Con difficoltà si presta a sostenere trame autoassertive di figli ribelli, costituendo un vigoroso rivale edipico. Non riesce ad essere il rivale edipico contro il quale si può battagliare. La vischiosità degli affetti che produce rende complesso il rapporto di identificazione e disidentificazione. Genera nevrotiche inibizioni, vigorosissimi sensi di colpa che vanno a prendere forma in Conrad in dispositivi narrativi, trame di tipo persecutorio. Ho notato che il nevrotico attaccamento a questa figura paterna, spesso, non soltanto in Conrad, riesce ad esprimersi attraverso la messa in scena della coppia padre-figlia, non padre-figlio, padre-figlio. I padri delle figlie, in effetti, sono un certo numero nella narrativa conradiana, a cominciare dalla coppia Allmeyer e Nina nel suo primo romanzo. Una cosa che mi ha colpito, ho riletto pochissimo per questo, ma una cosa mi ha veramente colpito, nel personal record, il padre, la cui morte si conquista uno spazio significativo, non è il padre di Conrad, ma il padre della madre di Conrad, il nonno Bobrowski. Il nonno Bobrowski, che a quanto pare disapprovava il fidanzamento della figlia con Apollo, non avrebbe voluto che lo sposasse, e che morendo lasciò questa, a detta dei parenti, questa ragazza in gran riambasce, incerta se mantenersi fedele al volere paterno e quindi non sposarsi, oppure seguire il cuore e sposarsi. Quindi questo sembra essere, come dire, questo è il genere di attaccamento alla figura paterna e trauma per la morte del padre che Conrad riesce, come dire, a rappresentare. Il padre del figlio invece rimane sotto traccia in tutto il Conrad maggiore ed emerge all'altezza degli ultimi romanzi. Inizia in chance ad apparire il padre del capitano Anthony, che è uno dei personaggi importanti del romanzo. Capitano Anthony che, come Conrad, ha lasciato la sua famiglia distinta e intellettuale e ha scelto la via del mare. E appunto questo padre emerge con grande chiarezza
nel romanzo in Victory. E questo è molto quel che è interessante notare, è anche che in Victory finalmente la coppia padre-figlio non è inglese. Questo nell'ottica di quanto si è accennato sulla estraneità, l'alterità di Conrad stesso, mi pare un passo di avvicinamento, diciamo, della tematica al vissuto biografico dell'autore. Il padre e il figlio in Victory sono del nord Europa, svedesi, vivono però in Inghilterra, che è una cosa di nuovo abbastanza curiosa. Dunque, vi ho detto che il nostro protagonista vive maschio solitario su un'isola come un moderno eremita laico. Dal padre filosofo, vi ho detto, ha imparato la lucida ma devastante lezione che la vita è tutta apparenza e inganno. È il velo di Maya di schopenhaueriana memoria e che l'ascetico distacco da essa, ha imparato, è l'unica postura razionalmente possibile. In questo passo retrospettivo del romanzo, Conrad rievoca l'ultimo dialogo del figlio col padre. Ricordava sempre la sua ultima sera con suo padre. Ne ricordava i tratti minuti del volto, la grande massa di capelli bianchi, la carnagione color avorio. Un candelabro a 5 braccia era appoggiato su un tavolino vicino alla sua poltrona. Avevano parlato a lungo, aveva ascoltato e dopo una pausa aveva chiesto, perché era davvero giovane allora: ma non c'è nessuna guida? Ma allora che cosa si deve fare? E la risposta del padre era stata: sta a guardare, non far rumore. Sta a guardare, non far rumore, furono le sue le ultime parole di un uomo che aveva trascorso la sua vita a soffiare ferocemente dentro una tromba terribile che riempiva cielo e terra di rovine, mentre l'umanità procedeva noncurante per la sua strada. Questo passo è interessante non solo per qualche somiglianza con la scena di cui abbiamo già parlato, ma perché nel rivisitare questa scena Conrad si trova a sottolineare la paradossalità del comandamento paterno. In chiave psicoanalitica potremmo definirlo un tipico double bind, doppio vincolo edipico. Il barone Hastings giunge al figlio: sii come me, ma al tempo stesso non essere come me. Gli intima di identificarsi con lui, guardare alla vita come un inganno, alle donne come specchietti per le allodole con cui la vita sempre agguanta i maschi più disincantati, aderire al suo progetto e precetto astensionistico. Ma questo comandamento al tempo stesso include l'ingiunzione contraria: non essere come me, che il testo ben mette in evidenza. Proprio lui, che aveva dato alle stampe un mare di libri per farsi sentire dal mondo, impone al figlio di non fare rumore. Look on, make no sound. Non agire, non amare, non generare, non dire la tua, non cercare di farti ascoltare, azzardiamolo pure, non scrivere. Axel sull'isola è circondato dai libri della biblioteca del padre e ovviamente anche dai libri che il padre ha scritto, che legge e rilegge, ma non scrive nulla. E torniamo alla storia, alla nostra storia. Victory and Island Tale è un romanzo conradiano che segna il ritorno di Conrad nelle isole dell'arcipelago malese. Il contesto geografico che lui conosceva, diciamo così, di prima mano, negli anni 70 e 80 aveva navigato più volte da quelle parti e in cui aveva ambientato i suoi primi romanzi negli anni 90. In questo romanzo, come anche in Chance, Conrad rivisita le vecchie storie che ha scritto, ne riutilizza in nuove combinazioni gli elementi, brandelli, immagini, episodi. Gli echi sono innumerevoli, tantissimi dal corpus conradiano. Axel a Samburan, visto attraverso gli occhi del capitano Davidson che lo guarda dalla sua nave, è un po' come Jim a Patusan l'ultima volta che lo vede Marlowe.
bianco da capo a piedi, a tiny speck, una macchiolina bianca, something white on the wharf, qualcosa di bianco sul pontile. Come Jim, anche Axel ha salvato una donzella in difficoltà, sottraendola a uno spregevole, diciamo, rivale. Lena rubata a Schönberg, come Jewel sottratta all'egida del patrigno Cornelius, i quali entrambi, Schönberg e Cornelius, con il loro risentito gossiping, saranno la causa dell'intrusione da parte degli emissari del destino malevolo nella vita dei protagonisti. Ma c'è dell'altro in Victory, oltre a Lord Jim. Chiaramente c'è la compagnia commerciale per lo sfruttamento delle risorse carbonifere, presto fallita, una compagnia tra l'altro di quelle di cui si parla in Chance, di questi prodotti lanciati sul mercato degli investimenti e subito evaporati, come dice Conrad. E quindi ci sono i resti, i bungalow vuoti, le rotaie, i carrelli in disuso, vecchie condutture dell'acqua, pontili che ormai si confondono con la vegetazione, a perpetua irrisione delle ambizioni umane. C'è la retorica del progresso portata dagli europei, a great stride forward, un grande passo avanti, evocata per essere subito immediatamente smascherata nella sua vacuità. E questo ci ricorda Cuore di Tenebre, ci ricorda The Outpost of Progress e probabilmente altre cose che in questo momento non mi vengono in mente. Il tutto è reso però più inoffensivo, direi. I bianchi in queste terre non sembra che riescano a fare davvero danno. Le comunità native, gli Alfuro, continuano a vivere indisturbate, diremmo dietro l'angolo dell'isola. I bianchi non riescono a guadagnare, non a diventare i grandi commercianti di avorio, niente di tutto ciò. Come Morrison sono perpetuamente indebitati, cioè vantano crediti nei confronti dei nativi che non verranno mai pagati. Paiono intenti per lo più a chiacchierare, sparlare, danneggiarsi o aiutarsi l'un l'altro. Quel che è nuovo in Victory, senz'altro, è l'emersione, insieme al padre intellettuale, del figlio e del Conrad intellettuale. Normalmente nei romanzi conradiani, ovviamente Conrad era una persona molto che aveva letto molto, che abbiamo evocato le sue, come dire, letture, la sua conoscenza e la sua ammirazione per autori francesi, russi, eccetera, quindi li aveva ben presenti in testa, ma è raro, a me sembra, che ci siano dei chiari riferimenti, cioè che il lettore venga incoraggiato a pensare a Conrad come un lettore di libri. Normalmente ci dice poco delle sue letture. Nelle note dell'autore, adesso io ne ho rilette solo un paio, ma mi sembra che non ci dica proprio niente. È abbastanza elusivo in questo, come Henry James, d'altra parte, che era tutt'altro tipo, ma anche lui non ci dice mai da dove gli vengono le idee, no? Di solito ci racconta di incontri, di una battuta detta a pranzo, così, non sappiamo. E questo, vabbè, è un dato di fatto. Invece in questo romanzo è impossibile ignorare i riferimenti colti. Tanto per cominciare a Schopenhauer, la cui filosofia è richiamata abbastanza precisamente, incluso il discorso della compassione come primo stadio dell'emancipazione dal ville, dalla volontà di vivere. Il nome del protagonista richiama inesorabilmente il protagonista del dramma decadente di Villiers de l'Isle d'Adam, Axel, no? L'aristocratico eroe byroniano che alla fine si suicida con l'amata perché la vita non potrà mai essere all'altezza delle sublimi intensità del presente. Vi ricordate che dice la famosa frase: quanto a vivere i servi lo faranno per noi. C'è poi, e questo mi sembra interessante perché mi sembra
non ho letto quasi niente di nuovo, quindi non lo so, magari l'hanno già detto in 10.000, ma che non sia stato tanto notato l'importanza di Comus. Conrad affermava appunto in una lettera del 15 di aver scelto la citazione da Comus, dove si parla di sabbie, isole, terre selvagge, no, isole no, ma insomma, deserti, terre selvagge, eccetera, per così dire, per ragioni atmosferiche, cioè per la sua suggestività, dicendo che non c'entrava niente poi la storia. Tuttavia, poiché Comus è un mask sul trionfo della castità, potremmo azzardare che stia lì anche per qualche altro motivo, cioè non sia casuale che sia venuto in mente a Conrad di utilizzare il Comus. È un mask, una rappresentazione allegorica in cui si celebra la castità. Inoltre, in una delle scene di Comus, il personaggio eponimo, che è una divinità greca legata al culto bacchico, ha attirato in una trappola una giovane donna per approfittarsi di lei. E mentre lui brandisce una fallica bacchetta magica, un calice che le vorrebbe far bere, perché questa bevanda inebriante la indurrebbe a cedere alla sua pressante corte, lei resiste eroicamente. In questa scena la Lady è immobilizzata su una sedia incantata, in Enchanted Chair, da cui non può alzarsi. Ed è una scena che veramente mi sembra sovrapporsi per certi versi alla scena clou centrale della parte finale, in cui vediamo Lina seduta sulla sedia, adorata e sedotta, cioè da Riccardo, che cerca appunto di conquistarne definitivamente l'amore, mentre lei pensa solo a disarmarlo, cioè a impadronirsi del suo coltello. Ci sono poi altri ben scoperti echi letterari che sono stati a lungo, sono stati insomma già evidenziati dalla critica, e sono shakespeariani. Possiamo passare intanto qua. Apollo, il padre di Conrad, aveva tradotto vari drammi di Shakespeare, aveva scritto su Shakespeare e le sue traduzioni erano state, lo sappiamo, il primo incontro di Conrad con l'autore inglese, con il celebre drammaturgo. Sembra ragionevole pensare che i copiosi echi shakespeariani in Victory siano collegati all'emersione dell'immago paterna, al padre che scrive. Sappiamo che nel 14 taluni dicono che Conrad potrebbe avere avuto tratto delle idee dal fatto di aver letto nel marzo del 14 il libro di Bradley sulla tragedia shakespeariana. Il libro di Bradley era del 1904, lui, da quel che capisco, se l'era fatto prestare nel marzo del 14. Direi che è una lettura un po' tardiva, visto che a maggio il romanzo è stato concluso, per giustificare tutti gli echi shakespeariani di questi testi. Direi che è piuttosto il contrario, che tutto questo Shakespeare che gli ritornava nella scrittura di Victory potrebbe averlo indotto ad andarsi a chiedere il libro in prestito e leggersi il testo appunto di Bradley. I due testi, e questo non vi dico niente di nuovo, veramente l'hanno detto in tanti, che sono più presenti in questo romanzo, sono Amleto e La Tempesta. Amleto è strano perché tanti hanno notato Heist come l'Amleto dei mari del sud, non so, l'hanno definito così, oppure ovviamente c'è una scena come questa in cui lui è colto mentre medita, che ricorda tantissimo le scene, non so, Amleto nel cimitero, la graveyard scene nel cimitero, oppure anche Essere o non essere.
tant'è vero che Beerbohm, vedete, ha subito colto questo aspetto nella sua caricatura del 1920, quindi aveva chiaramente questo elemento è molto presente in Amleto. Nessuno però nota che l'Amleto è lì probabilmente e soprattutto perché è il dramma che ha a che fare con la morte del padre e figlio, cioè è quello il nucleo forte della tragedia shakespeariana. Ci sono anche altre cose interessanti, c'è per esempio la citazione dello stesso versetto del Vangelo secondo Matteo, quello che parla della caduta del passero, cioè quello che in Amleto diventa c'è una speciale provvidenza nella caduta del passero, è ricordato anche, è ripreso anche in Victory proprio prima della catastrofe finale, la quale a molti spettatori, a molti lettori ha suggerito proprio un rimando alla tragedia all'Amleto o in generale alla tragedia elisabettiana e giacomiana che, come sapete, notoriamente muoiono tutti, no? nei finali. Qui in Victory c'è anche, tra l'altro, Davidson, l'amico rimasto che come Orazio racconta quello che è successo, ma naturalmente anche lui come Orazio è inadeguato come narratore a raccontare quello che è veramente accaduto sull'isola. L'ultimo testo presente è il testo della Tempesta. Anche qui la Tempesta con le sue ambientazioni, con la sua ambientazione esotica, chiaramente è un testo che balza abbastanza agli occhi. Ci sono però delle cose molto specifiche notate, le due figure, diciamo, dei servitori, il cinese che sembra come Ariel che appare, scompare così dal bosco, la faccia che compare tra le foglie, eccetera. Cioè chiaramente sono rimandi molto specifici, sono costruite così. Calibano, Pedro, naturalmente, quindi, e in fondo anche la struttura stessa, perché come si può dire, Prospero, Calibano e Ariel sono come di nuovo due parti scisse e estroflesse di Prospero medesimo. Calibano porta in scena lo spauracchio dell'incesto, no? Che il personaggio di Prospero che sull'isola abita insieme alla figlia, riesce a dominare, diciamo così, alla fine riesce a controllare e dominare alla fine della storia, lascia che la figlia si sposi e lasci l'isola. Quindi se Amleto è il dramma del figlio maschio vis-à-vis la figura paterna, la Tempesta è il dramma del padre e della figlia. Il dramma del padre e della figlia finisce bene e potremmo immaginarci che finisca bene anche Victory, ma naturalmente non è così. Si direbbe che tra queste due storie che Conrad, diciamo così, ha nel suo sottotesto, alla fine sia la storia tragica di Amleto ad avere il sopravvento. Ultima cosa, naturalmente questo ci sta, perché il pessimismo era in fondo la chiave, una delle chiavi, diciamo, non so se dire stilistica o contenutistica, ma insomma una delle caratteristiche centrali notate da tutti i lettori di Conrad, a cominciare appunto da Beerbohm, in questa divertentissima altra vignetta, ed è ben possibile che immaginare il superamento della conflittualità, cioè il padre che lascia andare il figlio e lo lascia libero di perseguire i suoi, di realizzarsi compiutamente, potrebbe ben coincidere in realtà per Conrad con l'esaurirsi della sua vena creativa. Quindi naturalmente in Victory, che è ancora un grande romanzo, il padre inibitore deve essere ancora lì. E questo è tutto.
E grazie a Luisa Villa di questa affascinante lettura, ci ha fatto viaggiare, no, tra immagini e testi da par suo. E allora abbiamo il tempo, penso, per domande e curiosità ai nostri relatori, escluso Nicoletta Valorani che ha dovuto allontanarsi per ovvie necessità, pregando di salutarvi. Allora, ci sono delle domande? Allora, prima Rita Caprini e poi il signore lì in basso. Ti do il microfono. No, Rita, ti do il microfono. Era una osservazione per Giuseppe Sertoli che ha toccato secondo me un punto importantissimo. Lui sa che io non sono un letterato di mestiere e quindi gli porto un esempio linguistico dei problemi di cui parlava, no? Di difficoltà, diciamo, di passaggio di cultura. Negli anni 30 un ricercatore francese lavorava presso i Dogon del Centro Africa. E a un certo punto, cercando di raccogliere con molta fatica i brani di questa cultura, scopre che una stessa parola designa una qualità di cereale, un tipo di lucertola e il mestro delle donne. Ovviamente il ricercatore francese, l'Occidente, dice ma non è possibile, questo non ha senso. Cosa risponde l'informatore africano? Ma è ovvio, sono la stessa cosa. Allora questo capita non solo per delle culture l'est, come dicevi, così lontane, ma capita, un altro scrittore inglese ha detto, il passato è una terra straniera. Noi siamo tanto convinti di discendere dai greci, di essere come i greci, di capire i greci. I greci erano convinti che il mare e il vino avessero lo stesso colore. È banale, ma è grave. Cioè è inutile, abbiamo gli occhi tutti uguali nella testa, non ho mai visto, non ho mai bevuto vino che fosse come il mare di colore. Allora, la mia è un semplice suggerimento filosofico, arrivata a fine di questo ragionamento. Noi non possiamo uscire, neanche quando lo vogliamo profondamente, del tutto da noi stessi, da quello che siamo. E quindi la spiegazione, l'accusa di razzismo è limitata e banale. E questo qua è il problema. Ultima osservazione assolutamente contemporanea, quella descrizione di facce strane che stavano sul molo guardando gli inglesi, no? E dicevi i colori neri, gialli, verdi. Io passo tutti i giorni, per ragioni personali, all'uscita del cantiere di Sestri Ponente e c'è esattamente quelli neri, gialli, verdi che escono dal cantiere, quindi sono arrivati fino qua. Non ho aiutato in nessun modo, però dovevo dire cosa pensavo. Sì, siccome è stato citato Chance, e sebbene un romanzo forse minore, comunque è un romanzo molto profondo perché mette insieme, lega insieme la tematica del fallimento finanziario, della storia d'amore, della casualità o scelta, chance, scelta, caso, delle azioni umane. Recentemente ha attirato anche l'attenzione di Wisława Szymborska, la celebre poetessa polacca non a caso. Ecco, poi forse sarebbe opportuno magari dire qualche parola sul lato propriamente politico di Conrad, visto che ha scritto anche un grande romanzo politico, Under the Western Eyes, sotto gli occhi dell'Occidente. Rita, era Marcel Griol quello che dici?
quello dei Dogon. Sì, ma è chiaro che il problema di Conrad, come parlare dell'altro, come ascoltare l'altro e come capire l'altro, è un problema classico dell'antropologia in tutto il Novecento. Non è un caso che Malinowski fu un lettore appassionato di Conrad, e qualcuno può dire che non so se lui stesso si definiva il Conrad dell'antropologia o qualche cosa del genere. Ci sono stati degli studi sui rapporti fra Conrad e Malinowski proprio in questo senso, ripreso poi da antropologi moderni che sanno più recenti di Malinowski, che hanno cercato di risolvere questo problema. Come ci confrontiamo con l'altro, come li ascoltiamo, quanto capiamo di essi, quanto possiamo tradurre il loro linguaggio, la loro voce, le loro parole, quello che ci dicono nei nostri termini culturali. Questo è un problema tuttora vivo dell'antropologia culturale, tutto il Novecento fino a oggi. L'altra domanda, non so se a chi era rivolta la domanda su Conrad, uno scrittore politico, certamente ci sono interi volumi quasi scaffali di biblioteca su Conrad della politica. Conrad fu un conservatore, figlio di un rivoluzionario polacco. Il padre era sulla scia dell'irridentismo romantico polacco, era un rivoluzionario, lo scontò con gli anni di esilio insieme alla moglie. E Conrad, per opposizione al padre, appunto, presenta in Under Western Eyes i rivoluzionari in chiave assolutamente negativa. Conrad sottoscrisse pienamente il conservatorismo, la politica, l'ideologia Tory cioè del conservatorismo inglese, anche se poi, per esempio, nei confronti della guerra di Boera fu aspramente contrario a Kipling e alla propaganda in favore della guerra contro i boeri. Però nessuno dubita che sia un'idea conservatrice, con echi appunto di una certa tradizione della piccola aristocrazia terriera polacca, all'interno della quale lui era nato, era cresciuto, e che si porta dentro. I valori di Conrad, la fedeltà, l'onore, eccetera, sono valori di quella tradizione polacca, insomma. Poi riciclato in Inghilterra in chiave invece di conservatorismo britannico, però anti-imperialista, questo sì, anti-imperialista. Un racconto come Cuore di Tenebra, anche se oggi con la moda della cancel culture e così via, Conrad attraversa un brutto momento, devo dire, soprattutto in certi ambienti accademici americani. Cuore di Tenebra non ha confronto come dichiarazione anti-imperialista alla fine dell'Ottocento, insomma. Io ringrazio la professoressa Ville che ha citato Shakespeare in Victory, ma Shakespeare è presente in tantissime opere di Conrad e sarebbe interessante sviluppare il tema dell'influenza di Shakespeare, perché a 11 anni lui lesse I Due Gentiluomini di Verona, come racconta nel Personal Record, tradotti dal padre, e il primo libro che comprò quando andò a Londra in un mercatino furono le opere complete di Shakespeare, che lui si portava a bordo, che leggeva durante le tempeste. Non a caso Lord Jim parte per la sua crociera sulla carretta portando dietro tutte le opere di Shakespeare. Grazie. Io ho scoperto che su questo argomento c'è moltissimo. Nel senso, questa non è una ricerca che ho fatto, dicevo, è una ricerca che ho iniziato. E dopo aver avuto queste idee ho guardato minimamente in giro e ho visto articoli su Conrad e Shakespeare, il padre, eccetera. Quindi quello che però non ho visto è proprio, cioè,
di solito poi si riducono a dire ci sono questi echi, ha ripreso questa scena, quell'altra, quel verso, eccetera. Manca un po' il senso delle opere complessive, ecco, per cui si riesce a scrivere magari su Victory e Amleto senza andare a quello che mi sembra un problema centrale, che è il rapporto padre-figlio, che è caratteristico dell'uno come dell'altro. Ecco, quindi questo è questo che volevo dire. A completamento. No, c'è anche il fatto. C'è anche il fatto in Lord Jim che Lord Jim nasce originalmente doveva essere una short story incentrata sull'episodio del Patna e poi diventa un romanzo. L'episodio del Patna è stato interpretato da molti, compreso un altro poeta polacco, Miłosz, in chiave autobiografica, no? Il salto dal Patna sarebbe l'equivalente del jump, famously dicono in inglese, come è noto, ricordato nel personaggio, cioè l'abbandono della Polonia, il salto la stessa parola ricorre, no? In Lord Jim, in personaggio, il jump dal Patna che abbandona la nave equivale all'abbandono. Ma tutto l'episodio potrebbe essere letto in chiave biografica in maniera molto più sottile. Per esempio, se quella è come dice Miłosz, se il Patna è la nave, è la patria, Patna patria, dice Miłosz, la Polonia, è significativo che sia salvato dai francesi, una nave francese, perché Francia e Polonia sono sempre state. E invece Jim, dove se ne va, viene salvato dalla Avondale, no? A proposito di Shakespeare, perché se Jim è Conrad, lui ha scelto la letteratura, lui ha scelto Shakespeare, ha scelto un futuro che sarà il futuro dello scrittore, non il futuro del nazionalista patriota. No? E ci sono anche altre cose ancora molto sottili a livello autobiografico che si potrebbero vedere in questo episodio, ma la cosa shakespeariana è interessante anche in questo senso, no? La Avondale. Jim Conrad ha scelto la letteratura, ha scelto Shakespeare e abbandona la patria e nega il padre. Il padre aveva detto: ho voluto educare mio figlio Joseph non come un socialista, non come, fa tutto un elenco di ismi, ma come un polacco, cioè come un nazionalista polacco. Voleva farne appunto, il suo alter ego. No, la mia era una richiesta per lei, nel senso che mi è rimasta la curiosità della seconda sottigliezza di Cuor di Tenebra che non ha citato. Allora, questa... Sì, vabbè, questa non è mia, c'è uno sparuto gruppo di corradiani che interpreta appunto The Horror, il famoso grido, insomma, le ultime parole famose di Kurz, che come tutti sanno Eliot voleva mettere in epigrafe alla terra desolata, no? Poi Pound lo sconsigliò, disse no, non è weighty enough, non ha abbastanza peso, ci vuole qualcosa di più classico, allora mise Petronio. E poi, insomma, Conrad fu risarcito con The Hollow Man, perché un'altra frase corradiana fu messa in epigrafe The Hollow Man di Eliot. Dicevo, c'è uno sparuto gruppo di corradiani che pensa che The Horror si riferisca all'intended. Perché quando Marlowe nell'incontro finale con la fidanzata di Kurz dice: quali sono state le sue ultime parole? Per andare incontro a questa donna in gramagli, dice, le ultime parole sono state il tuo nome. Ovviamente a livello letterale mente appunto per accontentare, per compassione. Le ultime parole pronunciate da Kurz sono state l'orrore. Quindi il tuo nome è l'orrore, se lo leggiamo, e questo è quello che Stanley Cavell fa in Beckett, no? Stanley Cavell legge Beckett in questo modo. Ci sono tutta una serie di espressioni in Beckett che sembrano richiedere inferenze del tipo: ah, questo lo sta dicendo perché? No, devi leggerlo letteralmente. Se io dico, ma che il diavolo se l'è preso, è un modo di dire, e noi parlando lo prendiamo come un modo di dire, ma se lo leggi letteralmente vuol dire che letteralmente il diavolo si è preso quel personaggio e se l'è portato, no? Questo cosa fa? È quello che fa questo filosofo con
con Beckett. E la stessa cosa potrebbe essere lì. È l'orrore. Perché è l'orrore? Perché appunto è l'orrore dell'Occidente che continua a credere che ci siano dei Kurz buoni, pieni di buone intenzioni, che vadano in Africa a portare la luce, mentre la realtà è un'altra. Questo è l'orrore. Conrad non poteva dirlo apertamente, ovviamente. Forse qualcune di queste sottigliezze che vedeva nella lettera a Cunningham Graham, questo amico socialista, erano dovute anche a queste condizioni di uno, per tornare a quello che diceva prima la nostra interlocutrice, era situated, no? Oggi nella critica letteraria va molto di moda questo concetto, la situatedness, no? Siamo tutti situati e leggiamo da un punto di vista di essere situati in un dato contesto culturale. Conrad era situato in un contesto di scrittura. Vedo che però che Giuseppe vuole aggiungere qualcosa. Fausto, ti pare, la conosco questa abbastanza recente interpretazione l'orrore è il nome della fidanzata, cioè è la stessa cosa, no? Ti pare, a me veramente una di quelle cose tipicamente americane, in cui all'insegna del bisogna sempre comunque dire qualcosa di nuovo per poter fare carriera, ci si inventa le cose più strampalate. E questo obiettivamente, sì, ragionandoci sopra, uno può anche capire il perché. Cioè, non è assurdo, però di fatto non è convincente. Io mi chiedo cosa direbbe Conrad di fronte a una cosa di questo genere, però voglio dire, la critica ha tutti i diritti di, come dire, di trovare nei testi anche ciò che l'autore ci ha messo senza esserne consapevole. Sono il primo a dire, un testo non riflette la coscienza. Sarebbe strano che la psicanalisi ci dice tutti noi abbiamo un inconscio, però lo scrittore non ha mai un inconscio, quello che scrive è sempre pienamente cosciente. No, è verissimo che il testo va al di là della coscienza della natura, però mi ricordo quello che diceva Eka a un certo punto, però mettiamoci un limite a questa fuga in avanti delle interpretazioni. Lì obiettivamente mi sembra sì, una pensata, ma da dire, e tu stesso hai detto, è uno sparuto gruppo, voglio vedere poi quanti. No, però ti farei una domanda. Ho trovato invece la tua distinzione fra un dialogo disgiuntivo e il dialogo congiuntivo. No, quello che come tu l'hai presentata è molto plausibile. Mi chiedo, ma fu come dire, una scelta di Conrad, perché a un certo punto, come dire, la struttura di un testo a stampa passa dall'autore, Conrad, poi c'era chi batteva a macchina i suoi manoscritti. Ci sono i redattori, a un certo punto l'ultima parola per la composizione grafica di un testo appartiene poi ai redattori. Conrad, prima tutta la punteggiatura è stata aggiunta in un secondo momento, Conrad metteva dei dash, delle lineette, e però se lo pubblichi devi allora virgole, punti, punte, virgole, vai a capo. Allora mi chiedo, ma secondo te è una operazione di mano di Conrad, oppure, che so, può dipendere anche da scelte editoriali, che però potrebbero anche essere a un certo punto, quando Conrad vede le bozze, vede che il testo è stato composto in quel modo, forse dice, ma tutto sommato va bene così. Però la distinzione, come tu l'hai presentata, è astutamente convincente. Mi preoccupa quell'astutamente. Comunque, la risposta è semplice, non lo so. Non lo so, e non si può, penso, neanche sapere, anche risalendo agli stati. Questo mi ricorda molto il mio primo convegno conradiano quando ero studente, organizzato a Pisa, che c'erano, insomma, convenivano da tutto il mondo gli studiosi conradiani specialisti, e rimasi scioccato dalla prima discussione, che fu molto animata, sui piombi. Cioè questi pazzi si misero a discutere, ma se i piombi usati nella tal tipografia poi sono passati, cioè davvero ci sono persone che non solo vanno a vedere le varianti alla filologo Contini, ma vanno a vedere se ci sono i piombi. Io non sono andato a vedere i piombi, ho visto che c'è una certa costanza, anche in altri testi questo funziona.
può darsi che sia effettivamente di mano di Conrad, però ovviamente non c'è nessun dato oggettivo che io sappia che potrebbe suffragare una cosa del genere. No, sì, certo, ma i manoscritti erano un primo stadio, certo, certo. No, mi spiace che non ci sia Nicoletta Vallorani, perché quello che lei diceva di nuovo mi ha richiamato in mente alcuni studi, anche questi molto recenti. Per esempio, la voce senza corpo, il corpo senza voce. In Kurz è presentato in Cuore di Tenebra, Marlowe ne sente parlare. È un nome che gli viene fatto, si sente parlare di lui come se Kurz ascoltasse una radio. E adesso ci sono stati degli studi recenti, sempre all'insegna del dobbiamo trovare qualcosa di nuovo, che hanno sottolineato, non a torto, Kurz la stesura di Cuore di Tenebra è contemporaneo ai fonografi, allo sviluppo dei fonografi, delle radio. E che cos'è un fonografo o una radio? È appunto una voce che viene fuori, che raggiunge chi lo ascolta, ma dietro di cui non c'è un corpo. E allora qualcuno addirittura ha detto la logica di Cuore di Tenebra è una logica radiofonica, perché Marlowe sente parlare di Kurz. Kurz è appunto come se fosse davanti a una radio, qualcuno parla di qualche cosa, gli trasmette una notizia e lui la sente. Sì, mi chiedo però in questi casi, certo, la corrispondenza, come dire, storico-temporale. Conrad è contemporaneo allo sviluppo della radio e della fonografia, benissimo. Ci aiuta a capire di più il testo o no? Questa è la domanda che farei a certe innovazioni critiche molto recenti. Non so tu come la pensi su questo punto. È indubbiamente vero che c'è un po' un eco di queste innovazioni. Vuoi rispondere o continuiamo la discussione dopo con un aperitivo? Ma vuoi rispondere? Sì. Vuoi dire qualcosa? Ma la stessa cosa pari pari è stata detta della terra desolata, del wasteland, esattamente pari pari, perché è un dato ovviamente contestuale, è facile fare l'analogia, è un contestualismo un po' spiccio, ma è evidente che serve per insomma, dare una suggestione. Non credo che arricchisca molto l'interpretazione del testo, diciamo che è un dato di contestualizzazione che può in qualche modo rendere un'idea di un spirito del tempo, uno zeitgeist, ma non aggiunge moltissimo, sono d'accordo con Giuseppe, alla conoscenza del testo. Sì. Sì. Una cosa brevissima sulla sostituzione dell'epigrafe della Wasteland, lasciando l'orrore di Conrad con invece il passo del Satyricon. Ne ho scritto recentemente, tra l'altro mi viene da ridere perché il testo sta per essere pubblicato in Polonia, deve essere un fatto straordinario. Allora, l'epigrafe dice che la Sibilla d'Arcigna di Trimalcione sta in una ampolla e non può morire perché aveva chiesto ad Apollo la vita eterna, ma non l'eterna giovinezza. Quello che io osservo è che di solito si riferisce questa cosa al tema della profezia. Tiresia, Pound chiamava Eliot Tiresia, quindi figuriamo. In realtà quello che dice, quello di cui parla è la morte. Non è molto meglio dell'orrore di Conrad. No, è anche bello che ormai quella citazione da Heart of Darkness, The Horror, è talmente abusata, che se ci fosse l'inizio della Wasteland, ma no, anche invece c'è quella da Petronio che ancora ogni volta che la leggiamo ci lascia un po' stupiti, no? Invece di trovare una cosa oramai talmente risaputa, no? No, grazie, è stata una cosa interessantissima. Ci sarebbero anche delle altre cose che vorrei chiedere a Fausto, però qui ci fermiamo, ringraziando soprattutto Giuseppe Sertoli, Luisa Villa, Fausto Ciompi e Nicoletta Vallorani, la nostra accademia che ospita e che pubblicherà gli atti, che attendiamo con ansia.
E vi ricordo che la prossima conferenza, giovedì 28, è di grande interesse perché sarà dedicata a Giacomo Puccini, a 100 anni dalla morte, storie di amori perduti. I relatori sono Marco Pescetto, medico e musicologo, e il nostro accademico Stefano Verdino. Allora ci vediamo giovedì con Puccini, un altro centenario che ricordiamo, interessante anche questi centenari. Buona serata e grazie a tutti, grazie a voi.